Prego. Allora, anzitutto grazie agli organizzatori per avermi invitato. Non è la prima volta che parlo di città e questa sezione sono 17 i contributi relativi alla città, che ho suddiviso in 3 gruppi. Un primo gruppo che soprattutto presenta risultati che arricchiscono la storia della città. Un secondo gruppo che accenna a metodi, problemi di metodo, e un terzo gruppo nel quale si centra una discussione, rapporti tra ricerca e tutela. Primo punto. Archeologia, fonti scritte, storia della città. I contributi sono ben 11 che riguardano questi aspetti e si possono suddividere in 3 distinte fasi cronologiche. Tutte fasi che sono di forte cambiamento. Prima fase tra tarda antichità e alto medioevo, seconda fase tra X e XII secolo, terza fase i secoli finali, XIV, XV del Medioevo. 5 contributi presentano nuovi dati sulla trasformazione della città tra tardo antico e alto medioevo. Questo è un tema privilegiato dell'archeologia urbana a partire dagli fine anni 70-80 ed è stato al centro di quel grande progetto europeo della Transformation Roman World che si è sviluppato nella seconda metà degli anni 90. Scavi stratigrafici in tante città europee che hanno mostrato sostanzialmente 2 trasformazioni che si sommano. Da un lato destrutturazione e abbandono di elementi fondanti della città romana, infrastrutture, luoghi di spettacolo, templi, domus, dall'altra costruzione di nuovi elementi del paesaggio della città altomedievale, fortificazioni, centri di potere e soprattutto chiese. Si inseriscono in questo quadro interpretativo i 5 interventi pubblicati in questo volume. Vado avanti? No, Va bene. allora, il primo intervento che ho scelto poi per una presentazione riguarda Aquileia e l'ho scelto perché è un grande scavo di ben 16.000 metri quadrati. Difficile avere in una città uno scavo di questa dimensione. E poi l'ho scelto perché sono 4, diciamo, le domande che questo scavo suscita. La sequenza nei 2 settori scavati nella zona dei mercati tardo-antichi della città ha rivelato un incendio e crolli di VI secolo, dall'inizio del VI secolo. E lì la domanda è distruzione di Attila, ricordate dalle fonti, c'è stata o no? Una seconda fase che mostra palizzate con all'interno capanne e case in materiali deperibili, che è assolutamente un quadro che si ritrova in tanti scavi di età longobarda, sia in città, penso ad esempio Brescia, sia nel territorio, e che pone una domanda: in quale contesto di città si collocano questi 2 insediamenti chiusi da palizzata? Fanno parte di quel paesaggio di città, isole, sul quale abbiamo tanto discusso nei decenni precedenti, o c'è qualche altra forma in una città grande come Aquileia? E questo pone un'altra domanda ulteriore: quali altri contesti diversi nella città di Aquileia sono finora documentati? L'ultima domanda riguarda la fase successiva, 2 fasi successive in cui in quest'area abbiamo sepolture. In una prima fase collegate a questi insediamenti
in una seconda fase indipendenti. E questa seconda fase di IX-X secolo pone un problema. Noi siamo abituati a considerare la fase di passaggio al cimitero cristiano, in cui si collega l'area cimiteriale ad una chiesa. Qui non c'è una chiesa. Quindi qual è il modello seguito da questo insediamento? Qui non va avanti. No, guarda, Allora cambiamo regione e andiamo a Terracina, dove lo scavo di Cirelli ha messo in luce una sequenza in due distinti settori della zona in età romana non occupata spaventatevi, è partita l'aria condizionata. dal santuario di Giove. In un settore, terrazza A, è stato scavato, è stato messo in luce una struttura che viene interpretata come un palazzo pubblico in eretto in questo disegno. Datazione età gota, fine V, inizio VI. Ci sono però due torri. Queste torri possono dare forse un'indicazione diversa rispetto al palazzo. Siamo nella fase in cui in molte città viene costruito il castello urbano. Fate citare Ancona, Verona, Trento, Brescia, Padova, Pollenzo, tra quelli scavati e noti. E quindi è semplicemente un palazzo della nuova sede di potere del Comes che sostituisce la curia, in questo caso già all'inizio del VI secolo, precocemente, forse troppo precocemente, o non si può parlare forse di un castello urbano. Castello urbano che poi è documentato nei secoli successivi, con una fase intermedia nella quale nel terrazza B, nell'oratorio di un criptoportico, viene costruita una chiesa che Cirelli collega a un monastero benedettino legato al monachesimo cassinese. Quindi uno scavo con fasi importanti per le quali, se c'è Cirelli, la domanda è qual è il contesto più generale rispetto alla città, rispetto a quello che sappiamo del VI secolo. Terzo intervento, Pasquale Favia, Luciano D'Andria, Valeria Della Penna, Alessio La Gioia, Federico Marinella, Marica Sciccio, Anna Surdo. Mostrano l'evoluzione da un vicus romano alla città medievale. Il caso di Canne della Battaglia. Anche qui abbiamo una storia millenaria che a un certo punto a partire dal IV-III secolo a.C. vede poi una trasformazione profonda, strutturale, viene collocata alla metà del VI secolo, cioè è la costruzione di una basilica cristiana. Forse, suggeriscono gli scavatori, nell'ambito di nuove fortificazioni. L'accenno è la guerra greco-gotica e la domanda è: hanno costruito i Goti o hanno costruito i Bizantini? Documento più tardo, dall'848, certifica la presenza di un castello. E quindi l'interpretazione che questo castello nasca nell'epoca precedente, durante la guerra greco-gotica, è più che plausibile. Quarto intervento, arriviamo nella Sardegna di Rossana Martorelli. Anche lei presenterà poi queste ricerche che mi sono sembrate fornire un elemento nuovo rispetto alla storia della città italiana. Cioè in Sardegna avremo una tenuta, siamo in un quadro ancora imperiale, delle città fino all'VIII secolo. La crisi delle città si collocherebbe nell'VIII secolo e in quello che Martorelli, riprendendo l'etichetta di Valentino Pace, definisce come il secolo inquieto. In Italia longobarda inquieto per la fine del regno, in Sardegna inquieto per la fine del dominio imperiale, ma di questo ci parlerà di più Rossana Martorelli.
Quinto intervento. Quinto intervento, Fabio Saggiolo e Elisa Lerco sullo scavo della chiesa di San Martino in Acquaro, presso Castelvecchio di Verona. Siamo alla periferia suburbana di Verona, tra la porta della città e San Zeno, per intenderci, quindi in una zona che non possiamo dire totalmente è suburbana, perché è fuori dalle mura, ma è una zona ancora viva nell'Alto Medioevo. Qui la loro sequenza è una domus tra piena e tarda età imperiale che viene poi abbandonata e non sembrano esserci poi ulteriori fasi fino all'VIII-IX secolo, quando vi sono una serie di sepolture forse collegate, questo è il punto di domanda, alla chiesa di San Martino, la chiesa citata nel famoso Versus di Verona, componimento fine VIII, inizio IX secolo. L'interesse per questo sito è che poi, facciamo salto fino al XIV secolo, Can Grande della Scala vi costruisce il Castelvecchio. Quindi a quel punto è uno spazio pubblico, prima che spazio era. È diventato pubblico in antico o soltanto con gli scaligeri. Archeologia urbana e storia della città, seconda fase, tra X e XII secolo. Tre contributi che aprono uno scenario nuovo. Noi siamo stati abituati come archeologi a studiare, a pubblicare, a litigare per 40 anni sulla città nel periodo di transizione, tra tardo antico e alto medioevo. E ci siamo un po' dimenticati, soprattutto nell'Italia del nord, delle fasi successive della città. Il motivo era che l'archeologia non aveva più datazioni puntuali e che le fonti scritte le studiavano e pubblicavano gli storici. E quando se ne occupavano gli archeologi, tendevano a anteriorizzare le informazioni sui paesaggi storici del IX-X secolo all'epoca longobarda, con risultati che all'archeologo proprio non trovavano, nell'archeologia non trovavano conferma. Allora, è un periodo sul quale si tornerà a discutere anche alla luce del recente volume di solito volumone di Chris Wickham, che sposta alla fine del XII secolo lo sviluppo della città in Nord Italia, che per un archeologo abituato a vedere la grande architettura romanica di 2 secoli prima, a partire dalla almeno la metà, seconda metà dell'XI secolo, stride un po' questo spostamento, diciamo, alla fioritura strutturale, istituzionale della città, un ritardo di 2 secoli. Alcuni di noi hanno già scritto rifiutando questa interpretazione, però è un tema sul quale si discuterà e è utilissimo che se ne siano occupati 2 studiosi, per Piacenza e per Como. Piacenza, studiato da Mattia Francesco Antonio Cantatore. Titolo del loro intervento, come vedete, il paesaggio urbano di Piacenza del X secolo. Un confronto tra fonti scritte e fonti materiali. Un confronto che però è sbilanciato in favore delle fonti scritte, perché i dati archeologici per quei secoli sono ancora troppo limitati. E soprattutto in Nord Italia, dove mancano datazioni puntuali di reperti di quei secoli. In questo contributo c'è anche un accenno sulla situazione più antica, doppia cinta di mura nel V-VI secolo, 28 edifici di culto assegnabili tra tardo antico e primo alto medioevo, un impianto urbano conservato ma soltanto a livello di infrastrutture stradali e di fogne, con un cambiamento invece all'interno degli isolati, dove sopravviva qualche casa antica, ne sorgono molte di nuovo in tecniche varie, distanziate da loro, quindi con soliti spazi aperti
che però qui non sembrano assumere il paesaggio, lo scenario della città ad isole, perché le infrastrutture, cioè le strade, sopravvivono. Infatti basta sovrapporre la pianta romana di Piacenza all'attuale, si vede che è forse la meglio conservata e vorrebbe chiedersi perché sia conservata meglio più di altre città. Sottolineo per questo periodo, ed è una domanda, non so se poi potrà avere risposta, posiziona già tra l'VIII o il IX secolo domus, quindi a scatola rettangolari, a 2 piani, dotate di un loggiato e di una torre, collegati alle mura. Voi sapete, si discute dal tempo del Settia sull'origine delle case incastellate che troviamo nelle città documentate e innalzate a partire dall'XI secolo. Tornare indietro di 2 secoli è forse all'origine, perché se riuscissimo a collegare la casa a scatola con la torre anche della cinta muraria, avremmo il modello che poi fino al XIII secolo è predominante per le aristocrazie urbane di mezza Europa. Altro aspetto importante, sempre in questo contesto di VIII-IX secolo, è che sono proprietà, e questo è un po' aspetto di città-isola, circondate da muri. Sì, anche a Roma, un po', e anche dalle fonti scritte a Padova e in altre città, si capisce che famiglie importanti costruiscono il loro centro di potere, così come stessero fondando un villaggio in campagna. La casa, domus, con la torre, le capanne e le case dei dipendenti, lo spazio chiuso che recinge la loro proprietà. Un modello che collega città e territorio. Okay. Poi prosegue anche con il X secolo, ma ho già dedicato tanto spazio, mi limito a dire che nel X secolo compaiono nuovi mercati, compaiono 2 nuove porte nella città a testimoniare, c'erano già in precedenza spazi per mercato, a testimoniare una crescita anche demografica ed economica della città. Terzo contributo, Mauro Vassema, Como, tra IX e inizio XI secolo. Anche qui un accenno alla città, mura rinforzate nel VI secolo, collegate a una chiusa, claustra, centrata sul Baradello. Baradello è quella montagna che sovrasta Como, le mura scendevano dalla cima della montagna e chiudevano, claustra, le strade che dalla pianura, da Milano e da Novara portavano a Como. Qui c'è un'interpretazione che è basata prevalentemente sulle fonti scritte, che è interessante e mi chiedo come possa essere poi verificata, messa a confronto con i dati archeologici. Allora, secondo Vassena, nel X secolo le mura antiche di VI secolo sarebbero state privatizzate. E la domanda è, perché ne avevano costruite di altre? Questo è un secolo, il X secolo, in cui le mura non vengono abbandonate, anzi, secolo degli Ungari. Quindi questa è la domanda. Dopodiché, il secondo aspetto, diciamo questa crisi degli spazi pubblici sarebbe subito seguita da una privatizzazione in favore del vescovo, che è un processo che conosciamo molto bene, ad esempio per Trento, ma spostato nel 1037, che conosciamo negli stessi termini cronologici X secolo per Verona, tutta la storia di Raterio, notissima. Quindi, nuovo complesso episcopale, la nuova sede dell'autorità civile che sarebbe
sopra l'arena romana. Quindi una serie di punti interessanti che l'archeologia dovrebbe cominciare a meditare su questo che è, diciamo, una sorta di sintesi interpretativa di fonti scritte che necessitano di conferme archeologiche. Allora, Viterbo, Romagnoli, Serone, Piotrowski. E questa è pure una storia abbastanza inedita, che si colloca tra due periodi distinti. VI secolo, quando viene costruito un castello bizantino, non scelta dimensione 4 ettari, diciamo 4 ettari è più grande forse di Castelseprio, 4 ettari. Viene conquistato i Longobardi nella prima metà del VII, c'è una chiesa, una pieve di San Lorenzo, ma poi a cambiare il tutto, 1192 è l'istituzione di una sede episcopale a Viterbo. Il vescovo costruisce la cattedrale, riconvertendo la chiesa, la vecchia pieve di San Lorenzo, e costruisce un palazzo. E da lì inizia uno sviluppo che viene definito come conurbazione, che si allarga fondendo alcuni vici e borgi che stavano attorno al vecchio castello alto medievale. E tra il XIV e il XV secolo la nuova realtà insediativa viene confermata dallo spostamento del baricentro urbano verso la nuova zona dei palazzi comunali e del governatore del patrimonio di San Pietro. Negrelli. Negrelli e i suoi collaboratori Margherita e Miari si sono occupati della città di Modena. Anche qui accenni alla città tra Alto e Basso Medioevo, ma soprattutto poi si soffermano sui nuovi dati di uno scavo in piazza San Francesco, che mostrano sostanzialmente l'evoluzione di questo settore urbano tra XI e XIV secolo, che vedono un'apertura, una presenza di una piccola porta nelle mura, e poi alla fine del Medioevo una defunzionalizzazione di questo sistema difensivo e la comparsa di 9 sepolture. Udine. Udine ha una storia sua, ne parlano Chiara Magrini e Giorgia Mosina, perché sono assenti stratificazioni di epoca romana, almeno nelle zone centrali della città. La città medievale si sviluppa, si imposta direttamente sui livelli protostorici, il che è una novità rispetto al panorama e sequenza degli altri dati. E quindi all'esterno di questo nucleo centrale che si sovrappone alla fase protostorica abbiamo una serie di strutture medievali che si impostano direttamente sulle ghiaie alluvionali. Quindi una sequenza di nuova fondazione rispetto a una storia ben più antica. Aurora Cagnana, Cristina Autera, Luca Parodi, Matteo Vangeli ci parlano invece dell'archeologia preventiva nel borgo arroccato di Nicola Luni, La Spezia. Un'archeologia preventiva che si è tradotta nella sorveglianza e in sondaggi delle opere pubbliche, sondaggi mirati e una controllo della stratigrafia innalzato di un insediamento che diventa castello, compare nel 1237 come castello e comune. Ha un perimetro difensivo indicato da questa linea a tratteggio bianca, ed è proprio in quegli anni che questo perimetro difensivo viene murato, viene fortificato. Da questo perimetro interno
ulteriore sviluppo tra XIII e XIV secolo e ulteriormente una trasformazione a livello architettonico che segue fino al 1600 e 1700. Passiamo all'altra sezione, nella quale ho inserito 3 relazioni che affrontano problemi di metodo, 3 aspetti che in realtà non riguardano soltanto l'archeologia urbana, sono 3 aspetti forse diciamo periferici rispetto a un problema archeologico. Il primo, quello di Ferdani e Bigi, è una documentazione delle mura del secondo girone delle cisterne del Pianello di San Martino e in rapporto allo sviluppo urbano tra 1300 e 1400. Il loro approccio è interdisciplinare e comprende le stratigrafie, un'analisi che definiscono configurazionale, cioè confronto tra tessiture murarie e tecniche costruttive e rapporti strutturali, un'attenzione alle fonti storiche e iconografiche e una documentazione di rilievo e di elaborazione grafica esclusivamente digitale. Marco Fratti si sofferma su un problema specifico, quello di metrologia, sulla base di 2 esempi. La Pieve di San Martino, di un esempio, la Pieve di San Martino a Sesto Fiorentino. Il problema qual è? Quante unità di misura vengono chiamate piede e quale è la loro misura effettiva? Se è possibile documentare il piede duecentesco diventa complicato quello per i secoli successivi. E la domanda è non soltanto a livello cronologico, ma quanto a livello geografico-spaziale cambia il piede? Cioè, ad esempio, io conosco tra Verona e Brescia, cioè il piede veronese, il piede bresciano, il piede di Salò, il piede di Garda e non so quanti altri piedi. Non chiedetemi che cos'è. È partita l'aria condizionata. Sì. Allora, Federica Vacatello, altro aspetto, diciamo, molto puntuale. Le strade vengono denominate in modo diverso e il suo intervento è se diverse denominazioni corrispondono a diverse strutture. La conclusione è che, ad esempio, strata e stradello, pur non totalmente assimilabili alle vie pubbliche, hanno una forma di lastricatura, seppur più rudimentale e discontinua. Passiamo al terzo punto, in cui ho raccolto 3 contributi, ricerca e tutela. Allora, il primo verrà presentato direttamente da Maria Carla Somma, Sonia Antonelli, Vasco La Salvia e Chiara Casolino. Allora, in questa sezione io ho inserito 3 interventi, oltre a questo c'è quello di Sacco e di Stefano Finocchi e quello di Redi, perché sollevano problemi, diciamo, di strategie tra tutela, ricerca, conservazione. Cioè, un tema chiave per tutti gli archeologi, da sempre, ma soprattutto dagli anni '80, quando le soprintendenze hanno finito di scavare con le ditte edili, quindi senza alcuna concorrenza a livello scientifico con l'università, e hanno cominciato a scavare con ditte di scavatori professionali. E poi soprattutto a partire dopo le discussioni anni 90, che la metà se le ricorda, si fa una struttura regionale, una struttura nazionale, si fa in che modo, in che altro. C'è stata a partire dalla legge Codice 2004 un'assunzione, diciamo, di responsabilità non solo per la tutela ma anche per la ricerca da parte anche delle soprintendenze e siamo nella situazione attuale
nella quale avete, probabilmente la maggioranza di voi, anche letto l'ultimo intervento della Federazione delle Consulte su un documento scritto da una medievista che ha scavato con noi, la Strafella, e che a un certo punto interpreta una circolare ministeriale che chiedeva agli direttori di scavo di informare preventivamente per pubblicazioni e presentazioni, interpretava quella circolare dicendo dovete mandarcela in anticipo in modo che noi possiamo come soprintendenza controllare e autorizzare, che con un salto di qualità enorme. Allora, tutto ciò è il risultato di sostanzialmente 20 anni a partire da quella scelta disastrosa che è stata fatta, nomi e cognomi non li dico perché li conoscete, nel 2004, quando allo Stato è stato sostituito il Ministero. Quindi, primo intervento riguarda un progetto dell'università che è un progetto territoriale nel quale, diciamo, la città entra marginalmente, ma è un progetto che, come vedete da questa sintesi, si sviluppa attraverso una serie di azioni di archeologia pubblica, da discutere, da confrontare con quello invece di Sacco e di Finocchi, che presentano una situazione opposta. Università e soprintendenza stabiliscono una convenzione e in base a quella convenzione agiscono contemporaneamente su un territorio. Situazione a mio avviso ottimale, ma mi chiedo in quante altre regioni si sia potuta avviare. Proposta da me 1000 volte, ma l'unico risultato è che una volta il sovrintendente milanese dell'inizio del 2000 mi ha detto ti lascio fare tutti gli scavi che vuoi al confine col Trentino, non venire più a rompere i coglioni a Milano e a Brescia. È stato, diciamo, una situazione ottimale. Io ho potuto fare tutte le ricerche, ho fatto 6 scavi in 5 anni e ho costruito quel modello che poi ho sperimentato nel grande progetto APSAT sul Trentino e che continuo a utilizzare oggi. E che significa poter lavorare su un territorio con tutti gli strumenti, con tutte le fonti, facendo tutti gli scavi che vuoi fare. Io semplicemente mandavo una lettera in base alla convenzione con la soprintendenza, io da questo giorno a quest'altro scavo questo sito, punto. Senza dover passare un mese, adesso l'altra situazione, fino agli anni 90 si scriveva la prima facciata di una carta da bollo per chiedere la concessione. Adesso ci vuole una persona che ci lavora un mese e 24 allegati. Vabbè, comunque, qui Sacco e Finocchi hanno sperimentato positivamente questa collaborazione, che dire, beati voi. E concludo con Redi, del quale vanno lette le parole. Redi ha studiato questo muro a Pisa, ha individuato 19 unità stratigrafiche e nonostante questa sequenza fosse l'unica di questo contesto importante del palazzo episcopale e questi fossero gli unici frammenti superstiti, la soprintendenza ha pensato bene a intonacare tutto, che non è un'eccezione. Questo sta avvenendo in tutta Italia sistematicamente per scelte in cui da un lato le soprintendenze, i singoli funzionari, dall'altro gli accademici del restauro ritengono, basta leggere e basta vedere la fine che ha fatto a Venezia la scuola di Doglioni, ritengono che non si debba più lasciare a vista la sequenza, ma che vada intonacata, indipendentemente dal fatto che sia stata studiata, come in questo caso, oppure che si sia saltato lo studio e si passa subito all'intonacatura.
Nella storia della città questo significa la fine di una fonte che la maggior parte delle città italiane, esclusa Udine, ha più di 1000 anni di storia, di stratigrafia sui muri. Tutto nel silenzio totale di tutti. L'unico che a volte protesta sono io, ma ormai conto più nulla e quindi così va il mondo. Allora, buon pomeriggio a tutti. Mi presento, sono Maria Bosco e vi ringrazio per questo invito, anche se ho la sensazione che possa essere la causa di questo tempo un po' infausto. Oggi rappresento in questa sede insieme alla collega Ivana Venturini, prima di tutto Fiammetta Soriano, che non può essere con noi, ma ad ampio raggio un gruppo di ricerca di formazione eterogenea dell'Università di Verona, coordinato da Patrizia Basso con la collaborazione di Diana Dobreva, che da alcuni anni si occupa dell'indagine di un'area di Aquileia denominata Fondi Ex Pasqualis. Ricordiamo che lo scavo è condotto in concessione ministeriale in collaborazione con il sostegno di Fondazione Aquileia. Quello di oggi per noi costituisce concretamente il primo appuntamento per presentare brevemente alcuni dei dati raccolti che riguardano una serie di depositi e strutture collegabili al periodo alto medievale. Per una prima bozza di racconto sull'evoluzione e la trasformazione di un sito, diventato oggi noto invece per quelle che furono le sue caratteristiche nel tardo antico e che continua ad essere il filone di ricerca principale. Dove siamo? Come possiamo rivedere dalla slide, l'area indagata è localizzata nel settore sud-orientale della città classica. Si tratta di un sito piuttosto vasto, di cui sono stati visti finora poco meno di 6.000 metri quadri, la cui analisi mostra ormai una sequenza globale di evidenze senza quasi soluzione di continuità tra almeno il primo secolo d.C. e l'età moderna. Non siamo certo i primi a scavare a fondo Pasqualis. Negli anni 50 del Novecento Giovanni Brusin, allora direttore del Museo Archeologico, mise in luce e mantenne visibili le strutture più caratterizzanti, ricavando un'area archeologica aperta tuttora quotidianamente al pubblico. Abbiamo poi gli scavi diretti da Paola Lopreato tra anni 80 e 90 e dal 2018 appunto il progetto UniVR, di cui è stato pubblicato un primo volume sulle ricerche d'archivio effettuate prima dell'inizio delle indagini sul campo. Nell'immagine potete apprezzare in rosso le aree ad oggi riaperte o nuove, comprese quelle della campagna 2025. L'area sta restituendo con maggiore visibilità i resti di un grande complesso commerciale, costituito da 5 o forse 6 edifici paralleli affiancati tra loro, ognuno caratterizzato da un'area scoperta e lastricata, attorniata da portici e botteghe. Si tratta di un mercato davvero straordinario, sia per monumentalità e ampiezza, la cui costruzione sembra inquadrabile tra la fine del III e il IV secolo. Un esempio unico nell'impero, almeno allo stato attuale delle conoscenze, e quindi tale da attestare con particolare evidenza la vitalità di Aquileia come centro di scambi e commerci nel tardo antico. In stretta relazione a un grande orreum ubicato subito a nord, il complesso si collocava in un settore della città che in quest'epoca acquistò un particolare significato urbano, anche per la presenza e la costruzione del primo nucleo del complesso episcopale, con la basilica edificata da Teodoro Vescovo già nella prima metà del IV secolo. Nel V questa porzione urbana era protetta inoltre da 2 cinte murarie, definite comunemente come M2 e M3, realizzate a circa un secolo di distanza tra loro. Il mercato richiedeva inoltre accessi di diverso tipo, che a nord erano garantiti attraverso il decumano e a sud grazie a rampe e banchine collegate al fiume Natissa, elemento a cui ci si raccordava con un'ulteriore infrastruttura viaria, una strada allettata con decisa pendenza da nord a sud tra gli edifici di mercato 1 e 2. Questo è il quadro di mezzo, senza dilungarmi troppo su quelli che sono i depositi e le strutture più antiche, poiché il nostro interesse specifico si concentra oggi sulle evidenze molto meno definite
che vedono come termine post-quem la fine del V secolo e gli inizi del VI, quando gli abbondanti accumuli legati agli esiti di un incendio, non il primo sull'area, e il crollo delle strutture del complesso commerciale segnalano una cesura stratigrafica, una trasformazione topografica funzionale per l'area in oggetto. Vi racconto che abbineremo alla presentazione i dati pregressi ai dati di scavo con qualche breve nota anche afferente all'ultima campagna di indagini. Come ho anticipato, sullo spazio intermedio tra gli edifici 1 e 2 è stato individuato un imponente tratto di strada acciottolata. Il percorso con queste caratteristiche è databile al V secolo e mostra netti solchi causati dal passaggio dei carri, nonostante la superficie risultasse coperta da uno strato di sabbia di livellamento. Al di sopra sono stati messi in luce una serie di accumuli di riporto finalizzati ad innalzare la quota di calpestio anche fino a 50 centimetri, tagliati per inserire una nuova strada in terra battuta, databile con termine post-quem alla fine del quinto. Le indagini degli anni 90 eseguite presso l'area dell'immobile della cosiddetta Braida Pasqualis permisero invece di individuare all'angolo tra via Giulia Augusta e via dei Patriarchi una porzione di un asse stradale basolato con orientamento est-ovest e in particolare i rifacimenti più tardi dello stesso, in parte similari a quelli appena descritti, di cui l'ultimo allestimento viene datato a partire dall'inizio del VI secolo. Per quanto riguarda invece l'articolazione interna del contesto, la trasformazione d'uso si coglie ormai in maniera sempre più frequente un po' su tutte le aree analizzate, ovvero al di sopra e attorno agli spazi dell'edificio di mercato, ma anche nella superficie compresa tra le due mura di cinta M2 e M3. Per la prima volta iniziano a comparire resti di edifici a destinazione verosimilmente abitativa e tracce di aree artigianali. Tra M2 e M3, ad esempio, la rampa di discesa al fiume e i resti di un edificio di stoccaggio forse temporaneo delle merci vennero disattivati dalla sovrapposizione di piani pavimentali, punti di fuoco, rifiutaie, associati a buche di palo che testimoniano la presenza di capanne ad uso abitativo, all'interno delle quali si individuano almeno due fasi interne con accrescimento antropico dato dalla sovrapposizione di piani pavimentali e dallo spostamento degli allineamenti delle buche per palo. Altrettanto articolate dovevano risultare le strutture rinvenute negli anni 50 e interpretate come uno o più edifici abitativi i cui tratti di muratura in pietre e tegole laterizie vennero rinvenuti. Niente, ci mancherebbe. Dicevo che le murature vennero rinvenute e addossate all'unico torrione individuato internamente rispetto alla cinta M2 all'estremo limite sudorientale del fondo. Uno dei muri perimetrali, lungo circa 10 metri, risultava in rapporto di taglio rispetto al torrione già parzialmente asportato ad ovest e forse in parte utilizzato sul lato opposto come parete. Si rilevarono anche lacerti di pavimenti in mattoni, cubetti di cotto e due condotte di scarico, tutti elementi genericamente definiti come sistemazioni tarde, ma che presentavano un orientamento del tutto diverso rispetto al contesto tardo-antico. Sul portico sud e est dell'edificio 3, dove non sono state riscontrate tracce di incendio e crollo per le strutture del mercato, è stato rinvenuto un ambiente rettangolare abbastanza ampio delimitato da muretti di pochi corsi, realizzati riutilizzando pietre laterizie anche in frammenti legati in argilla su cui si impostava un alzatolineo, testimoniato dalle buche di palo ricavate all'interno della muratura. Altre buche strette e allungate, riempite da terreno molto scura matrice argillosa, costituiscono forse l'impronta di travi linee orizzontali su cui venivano assicurate tramezze verticali in legno. Buche di palo poste in file ad esse allineate o perpendicolari, dotate in alcuni casi di zeppature di rinforzo, dovevano fungere da sostegno per le travi del tetto o di porticati esterni. All'interno dei vani il piano di calpestio era in terra battuta, mista a malta sfaldata e compattata, con la presenza di focolari accesi direttamente sul terreno, di cui restano tracce residuali ma significative.
In corrispondenza del porticato meridionale all'esterno del vano, un focolare che riutilizza come delimitazione le pietre del lastricato della piazza non conserva il piano scottato ma la stesura di limo depurato che fungeva da inerte. Piccole buche presenti in prossimità sono state interpretate come testimonianza della presenza di panche o altri apprestamenti connessi con l'uso del focolare. Lungo versante meridionale, infine, due ampie buche che riutilizzano basi di pilastri del portico del mercato come battipalo, associate ad altre buche circolari e alternate a file di buche di pali di diametro minore, formano un allestimento all'incirca parallelo al corso del fiume che fa pensare alla presenza di una palizzata di delimitazione verso sud. Sulla porzione centro e occidentale del complesso le strutture si inseriscono con modalità diverse. Gli scavi hanno evidenziato la presenza di numerose buche di palo di varie dimensioni direttamente in rapporto di taglio rispetto allo strato di incendio e crollo posti sopra l'ultima pavimentazione dei portici, alcune delle quali sembrano atte a delimitare il perimetro di capanne associate a tracce di focolari in terra. Diverse strutture in materiale deperibile sono state riconosciute a sud e sud-est del mercato 5, su tutte le antiche aree porticate dell'edificio 4 e nel portico est dell'edificio 1, dove i resti si traducono sempre in allineamenti di buche associate a fosse di dimensioni maggiori e impianti di focolare in terra e montoni. Nel portico nord dell'edificio 4, un'area scoperta potrebbe essere stata sfruttata per attività artigianali, testimoniate dal ritrovamento di una grande fossa con tracce di terra scottata, cenere e carbone nelle immediate vicinanze di un elevato numero di scorie di lavorazione di metallo. In stretta connessione topografica con la strada al centro del complesso si considera infine una struttura parzialmente conservata, costituito da una base di sesquipedali allettati su una preparazione di malta di calce delimitata da 3 muretti perimetrali in ciottole e pietre legati con terra e malta. Il piano laterizio conservava tracce di fuoco, uno strato scottato e alcuni carboni, tutto attorno si recuperano scorie di vetro. Riprendendo in oggetto il confinamento di questi contesti, è possibile affermare che parte dell'abitato doveva essere limitato da una delle strutture più singolari di questa discussione, individuata in negativo in corrispondenza della pavimentazione dell'edificio del Mercato 4. L'evidenza è quella di un allineamento di buche atto a formare presumibilmente una forma chiusa, di cui attualmente tuttavia è stata indagata solo una porzione, una sorta di semiluna che intacca il lastricato della piazza dall'angolo sud-est a quello nord-est, per una lunghezza di circa 25 metri. Sono state registrate oltre 60 buche di palo di forma circolare, disposte a intervalli regolari affiancate in alcuni casi da buche di dimensioni minori. Infine, nella parte centrale della semiluna si sono rinvenute 2 buche di più grandi dimensioni, circa 20 cm di diametro, poste a una distanza di circa 1 metro. Le evidenze descritte si riferiscono alle tracce in negativo funzionali all'alloggiamento di pali lignei affiancati da elementi di rinforzo di minori dimensioni infissi nel terreno per la costruzione di una recinzione, un limite, una protezione, il cui accesso probabilmente era posto al centro della palizzata. L'utilizzo dell'area a scopo funerario venne documentato già dal Brusin, che tra i suoi scritti ricorda il ritrovamento di frammenti di monumenti funerari raccolti in superficie e di 2 inumati rinvenuti sopra i lastricati dell'edificio 1 e 2. Secondo una pratica attestata da Aquileia, almeno ad esempio sull'area delle Grandi Terme o dei fondi Cossar, è possibile isolare una prima fase di sepoltura nei pressi degli edifici, come si registra finora nello spazio limitato tra le 2 cinte urbiche. Alla fase più antica delle capanne sono associate infatti 2 sepolture prive di elementi di corredo in cassa di lastre, una addossata al muretto della rampa riutilizzato come base per le buche di palo, l'altra addossata al muro M2, purtroppo decapata e parzialmente sfondata dallo scavo in trincea degli anni 50 del secolo scorso. Di un periodo diverso, poiché ritrovate in rapporto di taglio rispetto alle buche collegate agli spazi abitativi, sono le sepolture documentate sulla porzione centro e ovest del sito. All'interno del taglio che scassava la palizzata occidentale hanno trovato posto 2 inumati con orientamento nord-sud ed est-ovest, prive di corredo.
Le analisi ostologiche hanno rivelato che le ossa appartenevano a un individuo adulto di sesso femminile di età compresa tra 20 e 25 anni e un individuo subadulto di 6 anni. La datazione al radiocarbonio per entrambi i campioni si attesta all'82,2% di probabilità in un arco cronologico compreso tra la fine dell'VIII e gli inizi del X secolo, permettendo così di fissare un verosimile termine ante quem proprio per il funzionamento della palizzata. Altre tombe sono state rinvenute nei portici dell'edificio 4 e una in particolare sull'area del portico ovest dell'edificio 1, deposte rispettando l'ingombro della strada medievale e con andamento perfettamente perpendicolare ad essa. Tutte le tombe risultavano prive di corredo in fossa terragna o dotate di una cassa in laterizio o blocchi di pietra. Spesso, come riferimento, vengono riutilizzate le basi per pilastro afferenti al complesso commerciale precedente. Mi avvio alla conclusione, evidenziando tutti i limiti del caso e i problemi principali della nostra ricerca, che riguardano per lo più la difficile leggibilità dell'evidenza a causa anche dei diversi processi di formazione e post-deposizionali sviluppatisi sulla porzione ovest rispetto alla porzione est, la cattiva conservazione di alcuni contesti, la frammentarietà dei dati legata a strategie con obiettivi di ricerca diversi da quelli qui analizzati. Banalmente la mancanza di molti rapporti stratigrafici, poiché asportati dalle attività di ricerche pregresse. Ci ritroviamo ovviamente le trincee del Brusin attorno alle piazze, a ridosso dei muri, ma anche trasversali rispetto a numerose porzioni della parcella. Almeno fino alla metà del VI secolo, inoltre, la cultura materiale aquileiese è ancora strettamente legata alla tradizione tardoantica. Il vasellamento medievale si compone principalmente di oggetti in vetro, ceramica comune e poca pietrolare. Ciò nonostante, con la campagna 2025 è stato definitivamente chiarito che non c'è soluzione di continuità tra l'occupazione di epoca tardoantica e lo sfruttamento dell'area in età alto medievale. Vengono sistemate e rialzate le strade, cambia la tipologia di sfruttamento principale, anche se non si esclude una persistenza delle attività di scambio, e fanno il loro ingresso capanne, focolari e insomma forme di insediamento di tipo stabile. Un insediamento che va a occupare con certezza le aree degli antichi portici del mercato, ma anche quelli tra i due muri di cinta. Sia per le attività di manutenzione che per l'inserimento di un'importante opera di confinamento e di difesa, si ipotizza che i contesti descritti in uso tra VI e VII secolo abbiano richiesto la messa in opera di risorse forse non riconducibili a sole iniziative private. Dopo il VII secolo, infine, l'evidenza stratigrafica di uno iato insediativo e di forme di rioccupazione sia a carattere abitativo che funerario, come l'inserimento di nuove attività posteriori, sono tutte questioni ancora da affrontare. È necessario un grosso sforzo di rilettura programmatica dei dati e il confronto con altri contesti, ma noi per ora ci fermiamo qua. Grazie per l'attenzione. Benissimo, grazie. Mi associo anche io ai ringraziamenti agli organizzatori per avermi invitato e anche per avermi permesso questo collegamento a distanza. Impegni istituzionali mi impediscono di essere presente. L'VIII secolo rappresenta un momento molto significativo per la Sardegna. La conquista di Cartagine nel 697-98 segna l'uscita dell'isola dall'orbita africana nella quale era entrata fin dal V secolo con il regno dei Vandali ed era rimasta poi come parte della provincia d'Africa dopo la restaurazione giustinianea. L'isola diviene il confine occidentale dall'impero d'Oriente con una dipendenza diretta dalla capitale Bisanzio. Quale sia stato invece il rapporto con gli arabi, che erano geograficamente molto vicini, non è ancora chiarissimo a causa della carenza di fonti, soprattutto di parte bizantina. Le date che vedete qui nella slide si riferiscono a delle notizie tratte da testi prevalentemente di parte araba e spesso molto posteriori agli eventi narrati e in generale ancora abbastanza da verificare. Fanno riferimento a degli attacchi, a delle incursioni all'isola in cui vengono nominate anche delle città importanti senza specificare però quali esse siano. Anche il testo riportato inciso sulla famosa epigrafe conservata nella Basilica di San Gavino a Porto Torres
farebbe riferimento, secondo alcuni, ad un eventuale attacco da parte degli arabi. Il testo in sintesi è molto lungo, ma in sintesi celebra la vittoria di un Costantino, console e dux, che è una vittoria contro un doppio attacco, la definisce una duplice tempesta, contro i Longobardi e altri barbari che da molti vengono appunto identificati con gli arabi. Tutto questo all'epoca di un imperatore Costantino, e data la frequenza con cui l'antroponimo Costantino viene utilizzato dagli imperatori, la datazione, l'ambito cronologico risulta più difficile, ma secondo le ultime teorie sulle quali ora non mi soffermo per ragioni evidenti di tempo, la datazione più accettabile sarebbe Costantino V, quindi tra il 741 e il 775. Nei secoli successivi i pochi documenti che abbiamo ci danno una situazione abbastanza variegata, in cui oltre ai rapporti con l'impero d'Oriente si notano anche dei legami con l'Occidente. La prima notizia dell'815 fa riferimento ad un'ambasceria di Sardi che parte dalla città di Cagliari portando dei doni alla corte di Ludovico il Pio, figlio di Carlo Magno. Altri testi, prevalentemente poi legati a contesti a un ambito religioso, quindi epistole di papi, quindi una corrispondenza appunto con la Chiesa di Roma, fa riferimento a un giudice o a più giudici della stessa isola o a principi della Sardegna. Ma ancora nel X secolo viene menzionato un archon, quindi una carica bizantina, per cui l'isola sarebbe risultata sempre fra i vassalli diretti di Costantinopoli. E in effetti sicuramente l'isola in questi secoli, definiti secoli bui proprio per l'incertezza dovuta alle notizie che noi abbiamo, che sono molto disomogenee, molto frammentarie, la cultura, i ritrovamenti di cui noi disponiamo, soprattutto appunto nel senso di manufatti e cultura materiale, orientano verso una sfera bizantina e sicuramente ancora politicamente l'isola fa parte dell'impero bizantino. Però in questi secoli qualcosa cambia e all'inizio dell'età giudicale, per età giudicale si intende il Medioevo in Sardegna, cioè il momento in cui l'isola si è ormai emancipata dall'impero bizantino e è divisa in 4 parti, 4 giudicati, cosiddetti perché governati da iudices. Sono sostanzialmente degli stati o dei regni, qui c'è una duplice interpretazione. Ecco, qualcosa succede nell'ambito delle realtà urbane, che è poi il tema principale del mio intervento. Qui nella pianta, nell'immagine, si vede che su alcune città, nomi di città sono barrati perché sono città che non vivono oltre un certo periodo, cioè nel Medioevo queste città non esistono più. E in altri casi invece hanno dato luogo a città diverse. La storiografia sarda per secoli ha diciamo, tenuto questa linea di pensiero che è qui ben sintetizzata da una frase di Pietro Martini, uno degli storici più noti dell'Ottocento sardo, tratta in questo caso dal Bollettino archeologico sardo, e dice che la ragione per cui questo è avvenuto è che queste città fossero state tutte rovinate dalle invasioni dei barbari e segnatamente dei saraceni, che per tanti secoli devastarono, incendiarono e rovinarono la infelice nostra terra natale. Ora, chiaramente questa è un'interpretazione che risente anche dei tempi, siamo alla metà dell'Ottocento, in pieno clima risorgimentale di rivendicazione anche dell'identità da parte degli abitanti della Sardegna, ma in sintesi rappresenta un po' quella che era stata la linea di pensiero fin dal primo storico dell'età moderna, cioè da Giovanni Francesco Fara. Tutto doveva essere attribuito appunto alle invasioni degli arabi, che come dicevo non siamo neanche certi siano avvenute nel modo in cui appunto la storiografia la riporta. L'archeologia invece sta dando dei dati abbastanza interessanti e ho scelto 2 esempi, Cagliari e Nora, perché rappresentativi di 2 diversi aspetti, ma anche perché sono i luoghi dove la cattedra di archeologia cristiana e medievale dell'Università di Cagliari ha condotto degli scavi archeologici, quindi disponiamo di dati di prima mano e questo ci ha permesso di fare una serie di ragionamenti. Cagliari, vedete qui nell'immagine la linea tratteggiata in giallo, rappresenta quella che doveva essere la superficie urbana,
anche qui per ragioni di tempo non mi soffermo sui dettagli, ma è ricostruita in base ad alcuni tratti, alcuni lacerti murari delle mura urbiche che sono state ritrovate, ma che ovviamente non sono continuativi in tutta la città, quindi li ho messi tratteggiati. Si tratta di una città situata in pianura, con una lieve pendenza ben diversa da quella che ha attualmente la città, circondata da un suburbio in cui in particolare la parte est ha una forte connotazione cristiana, con il santuario più importante della città dedicato al martire Saturnino e la chiesa di Santa Maria de Porto Gruttis, dove sono stati effettuati importanti ritrovamenti, che si trovava all'entrata del porto, che allora era appunto in quella zona e non prospiciente alla città, e che è stata abbattuta agli inizi del Novecento. All'interno della superficie urbana, dell'ambito urbano, gli scavi archeologici hanno rivelato una situazione disomogenea ma nello stesso tempo omogenea, cioè la città è apparsa ricoperta da poderosi accumuli di terra che hanno nascosto i resti della città romano-bizantina. Questa immagine è abbastanza esemplificativa di una situazione che si verifica anche in altre zone. Siamo all'interno di una via porticata, sulla sinistra dell'immagine la parete di fondo del portico che è crollata in un primo momento. Evidentemente si pensava di ritirarla su, e a destra vediamo i blocchi tutti pronti per essere appunto risistemati, e poi un secondo crollo invece rende la situazione particolarmente precaria. Evidentemente non sussistevano le condizioni per poter restaurare il portico, e tutto questo viene coperto da uno strato di terra e quindi non più edificato. Questa parte, che era una parte sterrata su cui si poteva tranquillamente camminare, si trovava a fianco di nuove costruzioni, di cui vediamo sul fondo delle immagini appunto una casa che proprio visibilmente sta sopra a questo interno. Quindi una città con distruzioni, ricostruzioni, fino ad arrivare poi al momento finale in cui non si ricostruiscono più le strutture. Contestualmente però noi abbiamo tanti ritrovamenti che vanno avanti nel tempo. Qui abbiamo anfore globulari ritrovate appunto presso la chiesa di Santa Maria de Porto Gruttis e in altre zone della città, forum ware, quindi siamo fra VIII e IX secolo. La città continua a vivere in questo periodo. Una teoria avanzata dagli storici, in particolare dal collega Giovanni Serreli, sostiene che l'attacco fatto dagli arabi alla città di Genova avrebbe causato la distruzione di una importante città della Sardegna, e ricollegano questo attacco alla città di Cagliari. Questa notizia storica non è provata, non è sicura, però certamente l'archeologia sta un po' confermando questa cronologia. Gli ultimi reperti che sono stati ritrovati sono tra gli altri queste due iscrizioni in caratteri arabi: a sinistra un'iscrizione su un blocco di pietra, a destra un'iscrizione araba su un concio riutilizzato nella costruzione della Basilica di San Saturnino da parte dei monaci vittorini nell'XI secolo, che era lì ma non era stata vista evidentemente questa iscrizione, anche perché è di difficile lettura. Il primo editore, Piero Fois, l'aveva datata all'inizio del X secolo, quindi coinciderebbe proprio con questa cronologia di cui vi parlavo. Alex Metcalf l'anticipa di un secolo. Ora, indipendentemente da questo, questi due manufatti sono importanti e indicano evidentemente un qualche legame comunque con la comunità araba, non tanto nei termini di una dominazione intera dell'isola, come dicevo prima, ma probabilmente come delle enclave che potevano essere presenti. Tra l'altro qui siamo nella zona vicino al vecchio porto, quindi poteva effettivamente esserci una, chiamiamola, postazione. Dicevo, a un certo punto tutti questi ruderi vengono ricoperti da strati di terra. In questa immagine, sotto alle arcate, voi vedete proprio il grande interro che era andato a coprire i ruderi della città romano-bizantina. Su questo interro, molto tempo dopo, probabilmente all'inizio del XIV secolo, quando la città viene occupata dai catalani e dagli aragonesi, viene costruita questa struttura che è quanto rimane di un'aula rettangolare in fase di fondazione,
che viene sistemata proprio livellando il grande cumulo di terra che aveva assunto la forma di un colle e pianificando un altro tipo di urbanistica del quartiere. Nel frattempo però la città non ha dato all'interno della città, proprio la superficie entro quelle che dovevano essere le mura romano-bizantine, non ha dato materiali attribuibili appunto a questa fase fra il X e l'età dei Pisani, il XII secolo, il XIII secolo, l'arrivo dei Pisani, mentre le fonti di età giudicale e anche i ritrovamenti archeologici confermano il fatto che gli abitanti della città si spostano in un'area più interna della laguna, fondando questa città che ha diversi nomi: Santa Gilla, Santa Igia, Santa Cecilia, che probabilmente è l'unione di piccoli agglomerati già esistenti che a un certo punto assumono la dignità urbana. Quindi la città di Cagliari a un certo punto viene effettivamente abbandonata. Altro caso è quello di Nora, su cui stiamo lavorando in questi ultimi anni. In rosso vedete gli scavi Giumane e gli scavi Martorelli, sono praticamente due cantieri di scavo, il primo relativo alla cattedra di archeologia classica dell'Università di Cagliari, che è tra l'altro capofila di un progetto che prende il nome di ISTMOS, e a sinistra il cantiere invece che abbiamo curato noi, che è più recente, sono solo 3 anni che abbiamo iniziato a scavare. Siamo nella zona occidentale della città, le terme a mare, terme di epoca ovviamente romana, che però vivono anche in età tardo-antica ed alto medievale, forse per ospitare anche il polo civile, potremmo dire, della città, da cui parte una strada parallela al porto sulla quale si affaccia il complesso religioso, una chiesa di dimensioni non particolarmente grandi, che è in parte oggi mangiata dal mare, con vicino probabilmente il battistero, sebbene Nora non sia stata sede di diocesi. Questo tra l'altro è un contesto che è stato indagato bene da Jacopo Bonetto. Sul proseguimento di questa strada abbiamo svolto il nostro scavo, abbiamo il nostro cantiere, quindi si vede, abbiamo riportato in luce appunto una parte della strada fiancheggiata da un complesso abitativo residenziale e sulla destra dell'immagine, e questo è un punto molto interessante, la strada è risultata coperta di terra e sulla terra costruita una struttura di cui è venuta fuori dallo scavo una parte diciamo una struttura absidata. Come in tutti gli scavi che si rispettino, siamo sotto il limite del cantiere, per cui non è stato possibile andare oltre, ma una proiezione delle sue misure darebbe una corda di 6 metri, quindi non è evidentemente un edificio di poco conto. Cosa sia non lo sappiamo ancora, è un po' presto per dirlo. Possiamo soltanto dire che non dovrebbe essere una struttura idraulica, perché di solito sono fatte in laterizio e questo in blocchi di pietra. Potrebbe essere una struttura di tipo artigianale, perché gli scavi Giumana hanno restituito un grosso quartiere artigianale, oppure una struttura religiosa, cioè l'abside di un edificio di culto. Ma questo ancora non lo sappiamo. Quello che però va rilevato è che tutte le stratigrafie di Nora, a differenza di quelle di Cagliari, hanno la sigillata africana, cioè non abbiamo trovato stratigrafie prive di sigillata africana e non abbiamo trovato quei materiali tardi che invece sono stati trovati nella città di Cagliari. Questo non solo nel nostro cantiere, ma è una cosa abbastanza generale a Nora, il che conferma il fatto che questa città, a differenza di Cagliari, a un certo punto ha cessato di vivere e sembra appunto non vivere oltre la fine del VII e gli inizi dell'VIII secolo. Quindi che cosa possiamo dire in conclusione di questo, dei dati qui presentati? L'argomento è molto interessante e merita di essere approfondito. Rispetto alla tradizione, alla storiografia che noi conosciamo, il panorama è molto più fluido evidentemente, quindi abbiamo città che subiscono tanti cambiamenti, abbandoni, ritorni, desertificate in parte, mai più riabitate, città che invece hanno una durata più lunga, sebbene in destrutturazione, però a un certo punto c'è qualche cambiamento che porta alla nascita di nuove città.
Quali sono le cause? Ecco, lo dico al plurale perché evidentemente è riduttivo pensare che tutto questo possa essere attribuito solo a attacchi dal mare, di cui peraltro non abbiamo una certezza assoluta. Probabilmente bisogna indagare su altri aspetti, per esempio il ruolo delle città, il fatto che alcune città possano aver esercitato una maggiore o minore attrazione da parte della capitale, che in termini di finanziamento per la difesa e il sostentamento, e quindi possano aver avuto, diciamo, maggiori aiuti per poter continuare a vivere, e magari altre invece possano essere state a un certo punto, essersi trovate in condizioni economiche più difficili. Certamente non dobbiamo sottovalutare invece il popolamento rurale, cioè il potenziamento di un insediamento rurale che inizia già subito dopo la riconquista di Giustiniano. Gli studi di Pier Giorgio Spano hanno dimostrato molto bene questa capillare occupazione del territorio, con piccoli centri che fanno capo di solito a una chiesa che porta sempre dediche di ambito orientale, appunto agiografiche orientali, legate proprio probabilmente ad un progetto preciso sia di difesa che legato appunto all'economia dell'isola. Questo insediamento, questo popolamento ha sicuramente avuto un'influenza notevole nella creazione di questa aristocrazia locale su base militare, che nel corso del tempo ha acquisito sempre maggiore importanza, legandosi peraltro al clero. E nell'immagine a destra è una delle varie iscrizioni cosiddette esposte che sono state ritrovate soprattutto nella Sardegna meridionale, scritte in greco, bilingui, in greco e latino, che fanno riferimento a questi personaggi importanti della classe bene, diciamo, della classe alta della società dell'epoca, da cui poi escono proprio i giudici, cioè coloro che una volta che si emancipa l'isola da Bisanzio sono i nuovi regnanti. E qui quella che vediamo è conservata nella catacomba di Sant'Antioco, e ho inquadrato il termine protospatario, che è una carica evidentemente bizantina attribuita a Torquitorio, e non è un caso che Torquitorio sia poi uno dei nomi dinastici che noi troviamo appunto nel periodo giudicale. E queste sedi rurali, questi centri, sono le prime capitali dei giudici, in quanto inizialmente appunto in questo passaggio dalla città antica romano-bizantina, prima della creazione della vera e propria città medievale, come noi la intendiamo, abbiamo una fase di città non città, così sono state definite. Le sedi dei giudici sono sedi itineranti, ci sono diverse capitali dei giudici, e questo lo sappiamo perché i documenti della cancelleria vengono firmati in sedi diverse, fino appunto a creare le capitali che noi conosciamo, cioè Oristano, Santa Igia e altri centri importanti. Ecco, questo è il punto di arrivo di un percorso però che inizia dall'VIII secolo. Per questo, mutuando la definizione di Valentino Pace, come ha ben ricordato Gianpietro Brogiolo, per me l'VIII secolo è un secolo di cesura, perché è da quel momento che in pratica inizia un po' questa rottura con quelle che erano state le caratteristiche del periodo romano-bizantino, e che porta gradualmente alla formazione di una realtà urbana diversa. Grazie. Mentre apriamo il PowerPoint, io intanto ringrazio gli organizzatori, il coordinatore della sezione per l'invito, ringrazio e, come dire, parlo a nome dei colleghi con cui è chiuso, quindi con cui condivido questo progetto. È interessante anche che parlare dopo la collega Martorelli, perché parliamo di una città che per certi versi, per un municipio romano che per certi versi ha delle vicende che probabilmente investono anche l'Alto Medioevo, perché rientra tra quei municipi romani dell'area interna dell'Abruzzo che, come dire, nella storiografia vengono dati per scomparsi dopo la tarda antichità. Il municipio è il municipio di Superecum, uno dei 3 municipi peligni. Siamo, diciamo, nell'area centrale dell'Abruzzo, in una vallata, quella dell'Aterno, siamo verso la parte finale della vallata dell'Aterno,
compresa tra, diciamo, l'area Fucense e la piana di Sulmona, come potete vedere, non lontano da Corfinio, che poi è stato un altro dei municipi che abbiamo studiato in questi ultimi anni. Qui la situazione, però, a differenza di Corfinio, era ed è tuttora, nonostante ormai i 3 anni con cui insomma, abbiamo cominciato a studiare questo territorio, le notizie, le informazioni erano molto più, diciamo, poco visibili, almeno allo stato attuale, mentre avevamo ben chiara e ben documentata una situazione di tipo cultuale legato alla presenza di una catacomba cristiana. L'area, il territorio della Valle Subequana, appunto, a cui centro si trova il municipio di Superecum, è un contesto territoriale ben definito, ancora oggi di fatto ben enucleato nel resto del territorio abruzzese e attraversato in antico e ancora oggi, per quello che ancora fanno, diciamo, lasciano l'autostrada, da un tratto della Tiburtina Valeria che collegava Roma all'Adriatico, ed è qui probabilmente anche l'importanza del municipio, appunto in età romana, che si trova lungo il percorso. Come ho detto, qui di questo municipio si sapeva poco e nulla, ci sono stati una serie di ritrovamenti già nei primi anni del Novecento da parte di De Nino, questo archeologo, diciamo, di Sulmona, che aveva un po' scavato e recuperato alcuni materiali, ma logicamente solo vecchi ritrovamenti con pochi dati archeologici. Il lavoro più dettagliato era stato quello fatto dal Van Bontergem nell'ambito della Forma Italia e del territorio Peligno dell'84, ma poi di fatto, come ho detto, il territorio e soprattutto l'area del municipio non è mai stata oggetto di indagini archeologiche. In questo caso, appunto, però il punto di partenza della ricerca e del progetto è stata appunto la presenza di una catacomba cristiana scoperta casualmente nel 1943 e poi scavata dalla Pontificia Commissione di Archeologia Cristiana, a cui ancora oggi spetta la tutela del monumento, da padre Ferrù appunto negli anni 50 grosso modo. Proprio la Pontificia Commissione, nell'ambito un po' della valorizzazione, del cercare di far conoscere anche questo particolare contesto nell'area abruzzese, si è fatta un po' promotrice anche attraverso, diciamo, la mia persona di cercare di capire, di contestualizzare meglio questo monumento cristiano. Non a caso, diciamo, i primi dati di questo progetto li abbiamo pubblicati proprio sulla rivista di Archeologia Cristiana, uscita, diciamo, nella primavera di quest'anno, per capire meglio, diciamo, la contestualizzazione di questo monumento che di fatto, come dire, si trova dal punto di vista topografico ai margini di quella che doveva essere l'area della città, di cui praticamente non si sa nulla. Questo ha di fatto, diciamo, condizionato anche la progettualità di tutta, diciamo, l'organizzazione del progetto, che ha preso piede, diciamo, e si è avviato concretamente nel 2023 attraverso un protocollo d'intesa che ha visto, diciamo, impegnati gli enti che vedete qui elencati, cioè noi come università per, diciamo, la consulenza, l'apporto, diciamo, anche per gli scavi e quant'altro, la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, il Comune di Castelvecchio e il gruppo archeologico Superequano, che è un organo privato che ormai da più di 40 anni, come dire, si fa promotore della conservazione delle antichità di questo territorio e che, diciamo, si è affiancato all'impresa. Il tutto anche logicamente con diciamo, l'appoggio della sovrintendenza, che interviene, diciamo, ogni qualvolta dobbiamo fare interventi sotto la sua competenza, quindi, diciamo, sia permessi per ricerche non invasive, concessioni di scavo e quant'altro. Obiettivo del progetto è logicamente la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del municipio, diciamo, del territorio comunale di Castelvecchio, e anche, diciamo, cercare di sviluppare dal punto di vista socioculturale e economico questo territorio, proprio facendolo conoscere al meglio. Va detto che dal primo momento abbiamo cercato, proprio per quella
unitarietà territoriale all'interno della quale il municipio di Superecum è collocato, di coinvolgere anche tutti i comuni limitrofi della valle, proprio con l'idea poi di ampliare il progetto anche al territorio. Quindi, come ha detto prima il professor Brogiolo, non solamente una ricerca di tipo urbanistico legato alle vicende della città, ma anche della città rispetto al territorio che probabilmente era il suo territorio di riferimento fin dall'età romana. Il progetto si è poi articolato in una serie di attività che vanno dall'archeologia leggera allo scavo, come vedremo, a cominciare da una, diciamo, elaborazione articolata attraverso logicamente piattaforma GIS di tutti i dati pregressi, perché come ho detto è vero che non sono mai state fatte indagini sistematiche se non sul contesto catacombale, ma è vero che dal territorio vengono moltissime attestazioni, ritrovamenti occasionali, eccetera. Da questa prima, Castelvecchio Subeco, 91 siti che coprono, diciamo, cronologia che va dalla preistoria fino al basso medioevo. Questo è, diciamo, più o meno statisticamente le attestazioni per quello che oggi è possibile evincere dai dati che conosciamo, e poi da questi siamo partiti invece per delle indagini sul terreno. Questa, diciamo, non è aggiornatissima alle attività che abbiamo svolto quest'estate, ma che vede sostanzialmente, scusatemi, siamo andati troppo avanti, che vede sostanzialmente attività di ricognizione in una serie di aree che dovevano essere quelle occupate dalla città romana, per cui si stanno facendo diciamo, ricognizioni sistematiche nei campi, è stato possibile ricognire, attività di scavo che al momento riguardano la catacomba nota e quest'anno abbiamo anche indagato un'area limitrofa alla catacomba di cui poi vi dirò, e poi invece per quanto riguarda l'attuale centro storico di Castelvecchio Subeco, l'area 4, quella che vedete segnata in giallo, che è sostanzialmente l'insediamento che si sviluppa in età medievale, diciamo l'aspetto attuale di pieno medioevo, in cui si sta facendo un lavoro sistematico di analisi delle strutture murarie per quello che è ancora conservato. Le indagini, diciamo, di ricognizione hanno riguardato sostanzialmente le aree prossime a un edificio di culto oggi in forme moderne, ma che ha il significativo, la significativa intitolazione a Sant'Agata, e che ha restituito, vedete, moltissimo materiale, ma soprattutto, diciamo, poi la combinazione dei dati di ricognizione con quelli di foto aeree pregresse dell'area ha permesso di diciamo, ricostruire e ipotizzare parte delle strutture della città. Adesso, proprio nelle prossime settimane, questi dati saranno ulteriormente indagati attraverso delle indagini geofisiche che sono già in programma, con poi l'idea di fare un'indagine puntuale di scavo, anche perché uno dei, diciamo, degli obiettivi del progetto è quello di riuscire almeno ad avere, come dire, un'area scavata dell'area urbana, perché di fatto noi non abbiamo nessun dato sulla stratigrafia di questa città al momento. Poi, come ho detto, il lavoro sulla documentazione dell'edilizia storica del centro. Il centro, tra l'altro, è stato danneggiato dal sisma dell'Aquila, quindi fa parte sostanzialmente delle aree soggette, diciamo, alla ricostruzione, alle cosiddette aree del cratere, e questo, diciamo, ha da questo punto di vista abbastanza facilitato questo lavoro, perché logicamente molti degli edifici sono stati restaurati e quindi, diciamo, è stato possibile documentare le murature storiche. Il centro ha un'importante fase basso medievale, documentata oltre che dal centro storico dalla presenza di forse uno dei più importanti conventi francescani legati, diciamo, proprio anche al passaggio di Francesco, tant'è che, come dire, il sito è compreso oggi all'interno di uno dei tanti percorsi francescani che legano, diciamo, siti legati appunto a Francesco.
I dati, diciamo, maggiori, logicamente al momento, vengono dalla ripresa delle indagini all'interno della catacomba nota e riguardano soprattutto, diciamo, i risultati dello scavo della galleria B. Vedete, si tratta di una catacomba, diciamo, di dimensioni non grandissime, anzi piuttosto modeste, ma diciamo fatta e realizzata con una progettazione molto ben diciamo, programmata, con uno sfruttamento sistematico diciamo di tutto il complesso, ma la sorpresa diciamo degli indagini di questi ultimi anni è stato che alla ricerca, diciamo, l'obiettivo dell'indagine era quella di recuperare i livelli originari del piano pavimentale della catacomba, invece nel braccio finale della catacomba sono state ritrovate una serie di sepolture che qui vedete, vi faccio vedere poi anche in dettaglio. Si tratta di tombe veramente dai caratteri monumentali, sono molto ampie, grandi, tutte realizzate con lo stesso modo, quindi risparmiando, scavando il piano pavimentale e diciamo creando poi l'appoggio per la copertura in tegole. Sono tutte tombe che sono lunghe più di 2 metri e larghe dai 60 ai 70 centimetri, che hanno restituito l'inumato privo di corredo. Si tratta tutti gli inumati maschili, tutti maschi, per quello che è stato il momento, sì, sono arrivata. Senza elementi di corredo, se non negli strati di riempimento e obliterazione delle sepolture di lucerne. Per cui al momento lo studio che diciamo sarà poi avviato, quello sugli scheletri, ha visto l'interesse sulle tegole, che sono tutte tegole diciamo particolari, che probabilmente legate a una produzione locale, e anche su queste lucerne che testimonierebbero ancora di più quello che era diciamo stato anche in precedenza visto, e cioè una frequentazione della catacomba ben oltre diciamo l'età tardantica alla quale era attribuita, ma che diciamo soprattutto la formazione di questa sorta di cimitero privilegiato tra virgolette in una delle gallerie farebbe propendere per un uso ancora di più lunga durata. Questo logicamente ha degli impatti molto importanti sulle vicende tarde dell'insediamento, perché è chiaro che se abbiamo contesti di questo tipo, qualche parte diciamo la città doveva essere non solo attiva, ma anche diciamo con una gerarchia dal punto di vista sociale di un certo tipo. Il resto dei lavori hanno riguardato la verifica dell'esistenza di eventuali altri nuclei catacombali, e al momento le ricerche che abbiamo fatto attraverso sia studio attraverso il LIDAR che geofisiche ci hanno mostrato, come vedete qui nell'immagine, la possibilità diciamo, dell'esistenza di un altro nucleo catacombale dall'andamento essenzialmente simile a quello noto, tant'è che quest'estate abbiamo cominciato a indagare cercando di trovare l'accesso a questo nuovo nucleo funerario, ma al momento diciamo, le ricerche devono continuare perché diciamo, non è stato individuato chiarissimamente. Tutto questo ha poi comportato logicamente sempre in parallelo attività come dire di disseminazione, come si dice oggi. Il sito è stato oggetto appunto, è entrato nel giro delle giornate che la Pontificia Commissione fa sulle catacombe, prima erano solamente a Roma, adesso insomma le facciamo anche legate a questo sito, e poi anche diciamo a un continuo scambio con la popolazione, con gli enti locali, a cui diciamo periodicamente diamo conto del lavoro fatto, e devo dire anche loro rispondono bene alla nostra presenza, ai nostri lavori. Questo ha permesso, diciamo anche grazie al lavoro, questo lo devo a tutti i nostri studenti che fin dall'inizio hanno preso parte a questo progetto in maniera attiva, e grazie a loro che molto è stato fatto, ma diciamo il rapporto con appunto la popolazione, la cittadinanza tutta è stato sempre molto attivo, e anche diciamo ha portato al momento, sono i primi benefici diciamo di questo lavoro, staremo a vedere se diciamo se nel tempo questo si incrementerà ancora, perché ad esempio anche
la frequentazione a scopo, diciamo, turistico di questo contesto negli ultimissimi 2 anni, diciamo, è aumentato quasi del 30%, quindi, come dire, c'è già solo all'inizio un ritorno di conoscenza e, diciamo, di fruizione di tutto il contesto, non solo quello catacombale, ma anche di tutto il comune. Vi ringrazio. Ringrazio intanto le organizzatrici per la fiducia accordatami, spero di aver interpretato correttamente la sessione di archeologia del paesaggio, che è costituita da un corpus di 20 contributi piuttosto eterogenei. All'interno di questi ho provato a costruire un percorso, che è quello di cui vi parlerò, ma vi vorrei raccontare molto brevemente, perché abbiamo dei problemi di tempo, quindi non voglio dilungarmi, ma vorrei prima inquadrare sinteticamente alcune cose che emergono, a mio avviso, dalla lettura dei contributi, da un progressivo, ma l'avevo già notato da tempo, anche cambiamento, complicazione dell'approccio e anche un ritorno al concetto di quello che è l'archeologia del paesaggio, come è stata elaborata in ambito originariamente, perlomeno in ambito anglosassone, e quindi anche come dai contributi emerga una eterogeneità nel concetto di paesaggio, o forse la necessità, perché devo dire che pochi contributi usano paesaggio per parlare di insediamenti, alcuni sì, ma forse abbiamo bisogno di separare il concetto di archeologia del paesaggio da quello di ricognizione archeologica, perché questo mi sembra un tema essenziale almeno a me rende molto più rilassata. Perché dico queste cose? Perché sotto l'ombrello del termine archeologia del paesaggio abbiamo il contributo, per esempio, di Filippo Brandolini sull'origine dell'architettura terrazzata, contributi come quello di cui poi parleremo, lo sto cercando di... non lo trovo in questo momento, scusate, io a memoria non me li ricordo tutti. Sui paesaggi funerari che ora ritroveremo, in cui il tema ovviamente sono degli insediamenti funerari, quindi qualche cosa di molto specifico. In tutto questo però quello che emerge e che mi sembra molto interessante è, da un lato, un approccio molto maturo, molto critico e facilitato sicuramente dalla consuetudine che ormai come archeologi abbiamo degli strumenti GIS e della gestione di banche dati, dell'uso della cartografia storica e di tutte le fonti cartografiche. Molti contributi in questo senso potrebbero essere inquadrati sotto l'ombrello della topografia antica. Due temi o tre emergono con chiarezza. Da un lato la difficoltà, e su questo vorrei spendere 2 parole nell'introduzione, la difficoltà di fare ricognizione nelle aree boschive. Questa la sappiamo tutti, i boschi possono diventare anche una fonte, la copertura vegetale, ma se stai cercando di individuare insediamenti, i boschi sono assolutamente un ostacolo. Il contributo di Alessia Frisetti e dei suoi colleghi, che poi sentiremo, ci permette, ci fa vedere quali sono gli strumenti che gli archeologi stanno affrontando per superare questa difficoltà, ovvero le analisi LIDAR, ma questo poi ci arriveremo. Però i boschi creano un problema di cui io credo che come comunità archeologica dovremmo essere consapevoli. Perché creano un problema? Perché i boschi stanno avanzando in Italia a causa dell'abbandono delle coltivazioni e delle pratiche pastorali, ma stanno erodendo pesantemente il patrimonio archeologico con i loro apparati radicali, e questo fa sì che molti insediamenti
fra una trentina d'anni rischieranno di essere stati un po' mangiati dagli alberi, quelli che si vedono appunto con le analisi LIDAR. Questo, per esempio, sta avvenendo al Castellaro di Uscio, che alcuni di voi conosceranno, un insediamento preistorico scavato negli anni 70 da Roberto Maggi, le cui murature erano immediatamente sotto la superficie del suolo e che ora sta scomparendo sotto gli alberi. Perché parlo di alberi? Perché recentemente ho saputo che ci sono delle azioni di tutela che in Italia non facciamo, ma proprio il contributo di Alessia Frisetti mi ha fatto pensare quanto potrebbe essere utile e che forse, un po' come nelle riflessioni che facevamo ieri, scusate questo paragone assolutamente terrificante, ma di cercare di capire quale può essere il ruolo dell'archeologia anche nell'affrontare il futuro in situazioni che hanno di crisi o in situazioni traumatiche come possono essere gli incendi boschivi. In Portogallo la normativa prevede che dopo gli incendi boschivi gli archeologi facciano ricognizioni sistematiche, perché questo permette di documentare tantissimi insediamenti che sono invisibili e di raccogliere moltissimi reperti. Questa cosa qui in un'ottica che, come emerge da molti contributi di analisi sempre più approfondita dei pattern del popolamento, di riprendere anche studi che sono stati fatti in determinate aree ma con altri focus cronologici, credo che potrebbe essere una cosa su cui riflettere. L'altro tema che mi pare che emerga è quello che emerge in molti contributi di un'analisi delle continuità e del fatto che, perché parlo di continuità? Perché sono un po' un mio pallino adesso, perché noi ragioniamo sempre come archeologi per discontinuità, ma a volte la continuità è anche più sorprendente e questo emerge bene dai due contributi con cui aprirò questa spero non lunga carrellata, quello di Alessandra Coleschi ed Assunta Campi, che mentre Coleschi scrive questi insediamenti che studio, quelli di Simeri, Crichi, hanno continuato a essere frequentati nonostante i terremoti, Alessia Campi scrive: il terremoto è stato la causa dell'abbandono di un determinato luogo, cosa che forse è una concausa, come ci insegnano tante altre ricerche, però la nostra difficoltà a affrontare il tema della continuità, incorporare la continuità nella ricerca archeologica, ma il suo interesse mi sembra che emerga da numerosi testi e di questo poi farò alcuni spot nel corso del contributo. Parto per farvi questa carrellata. Io cerco di dare conto di tutti i contributi, ovviamente di quelli a cui ho chiesto, non so perché qui si sono sovrapposte delle scritte, ho chiesto di intervenire, a quelli a cui ho chiesto di intervenire dedicherò meno tempo e vorrei anche raccontare il criterio con cui li ho selezionati, perché devo dire che tra tutti questi 20 contributi, scusate, non posso, però non riesco a gestire questo computer, quindi mi spiace per le sovrapposizioni di scritti. I criteri con cui ho selezionato i contributi sono stati, da un lato, la scelta di approcci metodologici. Ma no, È il passaggio dal Mac. sì, è il passaggio che ho creato. I criteri con cui ho deciso di selezionare i contributi riguardano, da un lato, la presenza di indagini come quello di Alessia Fresetti che offrivano un
esempi avanzato di metodologie che tutti conosciamo, ma che non tutti hanno iniziato a usare in maniera sistematica, ovvero le analisi che che possono essere fatte a partire dalle tecnologie LIDAR. Il secondo criterio con cui ho scelto di presentare selezionare alcuni contributi riguarda il fatto che ci sono contributi che restano aderenti al concetto di paesaggio nella sua complessità, ovvero che non interpretano, che non partono, non mettono al centro dell'indagine esclusivamente o maggioritariamente il sito archeologico inteso come insediamento o abitativo, produttivo, culturale, ma mettono al centro della loro indagine la relazione tra le comunità umane e l'ambiente in cui vivevano e quindi il territorio, quindi anche le risorse ambientali e quindi anche lo studio o almeno il tentativo o le domande su come si sono trasformati l'uni in relazione alle altre. Questa cosa per me è molto importante, essendo, come molti di voi sanno, quelli con cui ci conosciamo da tanto tempo, forse i più giovani no, io mi sono formata in una scuola, posso dirlo, che è quella genovese, o meglio, nelle metodologie con Marco Milanese, che era allievo di Tiziano Mannoni e non solo. E poi con il dottorato mi sono... c'è anche questa piccola... Se no, se la giri c'è quella grossa. Nelle metodologie in un approccio un po' più complicato, che è più complicato, lo dico io, di un approccio che integra lo studio degli insediamenti con appunto lo studio delle risorse ambientali attraverso le prospettive della ecologia storica e anche della geografia storica. Quindi, partendo io da molti preconcetti, ovviamente ho selezionato i contributi sulla base di quello che... questo qua, esatto. Di quello che erano i miei interessi, ma anche confortata dal significato che c'è in italiano del termine paesaggio, che non sono gli insediamenti. Per questo all'inizio parlavo della necessità di fare un po' di pulizia nella nostra modo di usare le parole. Allora, modalità schermo intero. Ok, scusate questo cappello introduttivo, e quindi ho scelto due contributi, quello di Angela Paolini e quello di Federico Zoni e Riccardo Rao, che mi pareva che, pur con prospettive e approcci molto diversi, come vedremo, però e non essendo solo loro quelli che ovviamente affrontano il tema con questa multidimensionalità, diciamo così, però mi sembrava che offrissero meglio il quadro di quello del superamento di quello che nel 2004 Marco Milanese definiva il dominio del sito, che nel 2001 Frankovic e Valenti riconoscevano, dicendo: noi non facciamo una vera archeologia del paesaggio, ma facciamo un'archeologia delle reti insediative in Italia. Il noi era riferito noi archeologi italiani, e che fu espresso molto bene questa transizione, molto lenta diciamo, nel 2006 da un volume che io cito sempre, Medioevo, paesaggi e Medioevo, paesaggi e metodi e qualcos'altro, curato da Fabio Saggioro e Nicola Mancassola, dove si faceva strada proprio quello che poi ho definito il superamento del dominio del sito. Mi pare che di convegno in convegno questa maggior complessità emerga, senza tralasciare ovviamente tutto l'interesse che è nel
fare indagini solo sui insediamenti, ma non diciamo che in quel modo facciamo ricostruzione dei paesaggi storici. Per me, una volta che uno dichiara che cosa sta facendo, poi può fare qualunque cosa. Il problema è dichiararlo con le parole giuste, perché quello che vedi dal sito non è quello che c'è sul territorio, anche se credi che potrebbe essere così. Allora, partiamo da questa carrellata. Il progetto diretto da Carlo Citter, che forse non c'è, Med to Mod, ha l'obiettivo di spostare l'attenzione dal Medioevo alla transizione del capitalismo che si sviluppa nell'età moderna e che lui ritiene che in questo modo di colmare sia una ricerca una lacuna nella ricerca che non ha affrontato compiutamente la transizione dal Medioevo all'età moderna, sia il problema della, definisce, marginalizzazione del Mediterraneo nella età moderna. Da genovese, essendo l'età moderna il periodo in cui Genova era sicuramente il maggior porto del Mediterraneo d'Europa, io non riesco a vedere questa marginalizzazione, però sicuramente è una mia lacuna storiografica. In ogni caso, questo progetto molto ampio si sta svolgendo in diversi territori della penisola italiana e in particolare in queste fasi in Calabria, poi si svilupperà e si sviluppa in altre regioni. Io ho messo tante scritte così mentre io parlo di stupidaggini voi leggete le cose serie che hanno scritto gli autori e io sono salva dal dire cavolate perché purtroppo ho questa tendenza, però non va. Ora invece va la freccia verso destra. Benissimo. Esatto. Il contributo Med to Med che ho capito preparando il contributo che doveva essere non Med 2 Mod come credevo, ma Med to Mod. Si riferisce, appartiene il contributo di Alessandra Koleschi che fa una serie di indagini di archeologia di superficie nel territorio, nel comune di Simeri Crichi e ne individua numerose evidenze, comprese i resti della chiesa della Collegiata. Lo studio sul campo è stato associato allo studio delle fonti cartografiche della toponomastica che ha potuto anche permettere di individuare luoghi che hanno una particolare persistenza negli usi e una particolare persistenza abitativa. E appunto poi dichiara la difficoltà delle indagini boschive. Sempre allo stesso progetto fa riferimento anche il contributo di Assunta Campi su un caso di studio specifico, non su un'area, su un territorio più esteso, il caso è quello di Castel Monardo, per risolvere il problema se si trattava di un semplice sito fortificato oppure di un insediamento con di una entità maggiore che con un suo sviluppo. Dalle ricognizioni che l'autrice ha eseguito sul campo e dall'incrocio con le fonti documentarie, la sua ipotesi è che fosse un insediamento, un abitato piuttosto complesso. Come potete vedere, ahimè, ho dovuto sacrificare molte immagini per cercare di metterne il più possibile, perché l'idea di questa carrellata è di far venire voglia di leggerseli tutti i contributi naturalmente e appunto l'idea che abbraccia, che è un po' consolidata, è che l'abbandono del sito sia stato determinato dal terremoto e adesso segua la costruzione dell'abitato di Filadelfia. Come dicevo, in questi due contributi si sottolinea in particolare la difficoltà di fare ricognizione nelle aree a copertura boschiva e per questo subito dopo segue quello
il contributo di Alessia Frisetti, Nicodemo Abate e Nicola Masini, che invece supera attraverso l'approccio del remote sensing, del telerilevamento in particolare, dell'analisi dell'acquisizione di dati LiDAR, fatti con una grande risoluzione, perché sì, grande risoluzione si può dire, ma vabbè, lasciamo stare. Piccola scala è un altro discorso, 25 punti per metro quadrato, quindi una risoluzione molto importante, che ha permesso di effettuare una serie di analisi. Poi ce lo racconterà, io racconto solo due cose sul loro contributo, di individuare una quantità di insediamenti scomparsi non visibili in superficie attraverso l'utilizzo di tutte quelle possibilità che offre il rilevamento LiDAR, ovvero di guardare attraverso differenti angolazioni e attraverso differenti illuminazioni dei punti tutte quelle anomalie che permettono di definire insediamenti. E poi l'analisi si è sviluppata anche con l'intersezione appunto di carte dei siti rurali e le relazioni che hanno con frane e piane alluvionali. Rimanendo, non mi sembra che Alessia, poi lo dirà meglio, lei abbia già fatto ricognizione sul campo per verificare tutti questi siti, giusto? Non ancora, forse su qualcuna verrà fatta. Invece un esempio molto interessante di ricognizione sistematica per la ricostruzione della organizzazione insediativa di un territorio storico è il contributo di Luigi Pinchetti. Il fatto di mettere i titoli con le affiliazioni mi esime anche dal dover dire tutte le affiliazioni, ve le leggete, spero. Sì, si leggono. Il cui obiettivo è lo studio dell'evoluzione demografica al confine tra il corridoio bizantino e il Ducato di Spoleto, un'area di particolare rilevanza nella transizione tra l'antichità e il Medioevo. Come vedete da queste immagini molto belle, queste mappe delle ricognizioni, qui abbiamo l'analisi dei siti per periodo, Pinchetti riesce riprova a ricostruire come è cambiata l'organizzazione di alcuni insediamenti nel corso del tempo e formula delle ipotesi molto interessanti. Al tema e con analogo approccio, arricchito in questo caso da un'analisi sistematica di documenti anche archivistici e dall'integrazione con analisi LiDAR, in questo caso credo attraverso i LiDAR già disponibili dalla Regione Toscana, che da tempo hanno una buona risoluzione. È il contributo di Edoardo Vanni e Simone Zocco, che si è riferito al progetto Monti Aurunci Project, che esplora questo massiccio montuoso nella provincia di Latina per provare anche qui a ricostruire a identificare i siti altomedievali e la loro organizzazione. Ovviamente questo si basa anche sull'acquisizione di tutti i dati conosciuti pregressi, e le conclusioni a cui arrivano, in parte confermando quanto già noto dalla letteratura, è che i rapporti di produzione tipici del tardo antico furono il presupposto per le durature trasformazioni del paesaggio, per un'efficace strategia economica e politica, condizioni che altrove accompagnarono invece fenomeni di scollamento, da un lato fenomeni di scollamento, dall'altro la permeabilità ai modelli germanici, in particolare Goti e Longobardi, che portarono ad anticipare alcuni fenomeni di vasta portata, come lo sviluppo della Curtis e l'incastellamento. Anche qui il tema della continuità mi pare, e delle discontinuità mi pare che emerga.
muovendoci non lontanissimo, però nella zona di Monte Porcio Catone a Roma tra XI e XII secolo, Flavia Ricci, Christiane Barbisan e Valeria Beolchini provano a formulare ipotesi sull'organizzazione della città di Tusculum negli attuali castelli romani con il progetto Tusculum. È bello che ormai tutti abbiamo delle ricerche che sono dei progetti con dei nomi specifici legati a dei luoghi. Questo insediamento ha una lunghissima durata, ma meno quella ricerca finora non ha affrontato compiutamente il periodo post-classico, che è quello su cui invece Flavia Ricci e i suoi colleghi si concentrano. In questo caso, e anche per questo parlavo della gestione di banche dati, uno degli aspetti molto importanti di questa ricerca è il fatto di aver completamente georiferito e sistematizzato tutto un vasto apparato cartografico e fotografico storico disponibile dal concesso, il cui utilizzo è stato concesso dall'Aerofototeca Nazionale, che ha permesso di formulare delle ipotesi sulle trasformazioni di Tusculum nel tempo, di capire cosa fosse intra o extramura e anche di ricostruire ipotesi sulle trasformazioni degli assi viari, non solo su quelli già noti o già parzialmente ipotizzati, ma anche su quelli non ancora noti. Questo tema della viabilità è uno dei temi che ricorre in moltissimi contributi, ma non in quello di Daniele Sacco, che invece ho messo vicino a quello di Flavia Ricci e dei suoi colleghi, perché anche Daniele Sacco e Siegfried Vona si occupano di provare a individuare degli insediamenti la cui collocazione non è particolarmente nota. Nel caso di Ricci il problema era capire come si sviluppa Tusculum nel periodo post-classico, invece Sacco e Vona hanno il problema di affrontare l'esistenza, il problema di questo insediamento di conca la cui collocazione non è particolarmente chiara e su cui non c'è un accordo tra gli innumerevoli autori che si sono occupati del tema. Un altro elemento che accomuna questi contributi è il fatto che entrambi utilizzano un metodo sistematico di analisi delle fonti, in questo caso il Breviarium Ecclesiae Ravennatis, che analizzano con un riesame topografico, quindi andando a localizzare tutti i toponimi che in esso sono citati e facendo un'analisi, un filtraggio toponomastico, possiamo dire, attraverso l'analisi di tutte le fonti disponibili, quindi osservando anche gli spostamenti dei toponimi nel tempo. Questo permette a Sacco e Vona di ipotizzare che le conche in realtà fossero due e che avessero due localizzazioni diverse e che il loro spostamento e le loro trasformazioni, poi Daniele mi dirà se ho capito qualcosa, siano anche legate alla riorganizzazione politica dell'area con dopo la fine dell'esarcato e quindi un riassetto di questa zona. Ho messo, perché mi piacciono tantissimo queste immagini vicine che permettono di cogliere lo spostamento di conca e sono molto belle. Purtroppo ho sacrificato altre immagini e quella tabellona bellissima che c'è con i toponimi, ma questo è fatto per farvi venire voglia di leggere questo contributo. Tornando a uno dei temi del contributo di Ricci e colleghi, vi è quello della viabilità romana. E questo è affrontato con grande sistematicità e analiticità per il caso di Oregere, che Chiara Lebole ci ha
insomma, che conosciamo da tempo e che qui invece affronta con Beatrice D'Agostino proprio in riferimento allo studio della viabilità, per capire quale tipo di viabilità e che ruolo avessero alcune costruzioni come questa casaforte a Oregere nel contesto del controllo e dell'organizzazione della viabilità, e se sia possibile parlare anche di un reticolo di viabilità. Anche in questo caso, per questo dicevo che tutti i contributi possono rientrare molti contributi nella grande categoria della topografia, non so se antica, medievale, come la vogliamo chiamare, comunque di un'analisi topografica, perché anche qui un elemento essenziale è stato l'analisi sistematica della cartografia storica e delle fonti a disposizione, il confronto, come vedete, con i modelli digitali del terreno e con le ricognizioni ovviamente effettuate sul campo, e poi nel caso del sito di Oregere ovviamente anche dei dati di scavo e delle bellissime indagini che da anni i colleghi stanno svolgendo in Val d'Aosta. Sulla questione invece di un'organizzazione, qui arriviamo a un gruppo, un bel grappolo di contributi sulla campagna romana, molti sulle vie romane, che dicono non è un tema studiato per il periodo post-classico. Dico, parlatevi così scoprite e fate un convegno, così ci fate un bel quadro di insieme che mi sembrerebbe molto interessante. Federica Cosenza appunto affronta il tema della topografia della campagna romana, di quel processo che Jean Costa aveva definito dell'incasalamento, facendo un calco con il tema con incastellamento, processo dice più o meno coevo. Comunque l'incasalamento si sviluppa nel 5, grazie mille. Wow, devo andare un po' più di corsa, nel basso medioevo, e anche lei con un sapiente incrocio di fonti di archivio e di analisi delle fonti di archivio, della cartografia disponibile e le ricognizioni di superficie, individua una serie di case e torri e le confronta con le preesistenze note di epoca romana. E per le case torri che sono associate ai casali poi vengono datate anche attraverso delle cronotipologie delle tecniche murarie elaborate da Daniele Esposito. Sempre su l'area, qui siamo nell'area cimiteriale di Lamopoli, qui in realtà andiamo in campagna, vi è il complesso cimiteriale, la necropoli di Cerignola e Lamapopoli, nella Puglia, scusate, e in Puglia, non in campagna, e appunto Maria Annunzia la Barbuta, anche lei fa una grande analisi sistematica, individua una serie di strutture sepolcrali, anche ipogee, e prova a ricostruire la logica insediativa funeraria anche collegata alla morfologia del paesaggio, alla disponibilità di zone particolarmente erodibili. Il rapporto che emerge in silenzio in prima fila, che mi distraete, che voglio sentire cosa vi dite. Federico Marrazzi o Daniele e Gianluca Mandatori, detto Daniele, invece affrontano anche loro il rapporto tra ricerca archivistica e indagini topografiche nel caso di studio di San Vincenzo al Volturno, e in questo caso l'analisi sistematica ha riguardato le menzioni relative allo stato degli edifici monastici, nonché la toponomastica, eccetera. Devo correre perché se no Simonetta mi uccide, giustamente, e un approccio simile a quello di Sabina Pietrobono su Villa Adriana. Io
leggo, se Simonetta me lo permette, alcune cose. Poi il contributo di Sabrina Pietrobono io l'ho trovato divertentissimo, ve lo dovete leggere, per parecchi anni, perché lei cita tutti questi diari di quello che avveniva e di tutti questi sterri di istruzione, e ci mente in un esercizio difficilissimo trovare i resti post-classici dopo tutti gli sterri ottocenteschi, e quindi fa questo lavoro topografico a partire dalla lettura dei diari di scavo, che le sono piaciuti tantissimo. Infatti ci legge diari di scavo, insomma, ora li ho chiamati così, ma non è il termine esatto. Comunque queste descrizioni che vengono fatte per parecchi anni, dal 1871 al 1875, in Roma non si fece altro che scavare. Scavi al Foro Romano, all'Arco di Tito, all'Anfiteatro Fiavo, alle Terme di Caracalla, scavi a Villa Adriana, al Palatino, scavi a Ostia, eccetera, eccetera. E quindi tutta questa serie di distruzioni per mettere in luce i fasti romani e distruggere tutto quello che c'era sopra. Ci avviamo verso i contributi che abbandonano un po' gli insediamenti e provano a ricostruire anche la relazione tra insediamenti e gestione delle risorse. Quello di Emanuele Putti ha presente, essendo i risultati di una ricognizione necessariamente dati molto eterogenei, riprende i lavori di Maria Elena Cortese sui mulini della Valle del Merse e ci propone un interessante incrocio con i catastali, e poi prova a ritrovare come si dice, le tracce della lunga durata dell'azione cistercense anche all'interno degli insediamenti, come in questo caso questi stemmi, e poi altre cose molto interessanti di cui non vi dirò. Il contributo di Angela Paolini, anche lei con un approccio simile a quello di altri che abbiamo già visto, incrocia la georeferenziazione e l'analisi sistematica di dati cartografico-storici con l'osservazione del territorio attuale per ricostruire come è cambiato il paesaggio anche agrario dell'area. Sull'agricoltura si concentra Taylor Zaneri, a cui chiederei alcuni chiarimenti sulle categorie della qualità del terreno che ha elaborato, per sapere a partire da cosa le ha elaborate, perché applica, se ho capito bene, questa analisi fatta sulla base di dati attuali al passato, e prova a ricostruire attraverso questi modellistica anche le logiche insediative della piana di Lucca. E non ho tempo per parlare ulteriormente perché sono già fuori, e il contributo di Pio e della sottoscritta di Matteo Tacca prova a fare un incrocio tra i temi del possesso e del popolamento, quindi come le logiche di rivendicazione e costruzione del possesso poi permettano di leggere un territorio. Mi mancano 3 contributi, ho finito. E invece Fabio Saggioro e Luca Arioli fanno un interessante carrellata, ci offrono una bella ricostruzione delle loro ricognizioni per individuare le cave di Pietrolaro nell'area di Piuro. Anche qui bisognerebbe mettere in gioco il tema dei diritti di accesso alle risorse, e basta guardare le immagini per fare il lavoro, per capire il tipo di lavoro che hanno fatto. Questa è la ricostruzione della viabilità storica, gli scavi e gli elementi datanti per ricostruire le cave. Brandolini fa che non è bloccata a Boston perché ha paura che poi non potrebbe tornare, invece ricostruisce attraverso diversi metodi, in particolare la termoluminescenza otticamente stimolata e le cronologie di alcuni terrazzamenti nell'Appennino reggiano, e che gli permette di datare all'XI-XII secolo. Rao e Zoni ci parleranno del contributo sul paesaggio della Val Malenco, e io vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Allora,
Buongiorno a tutti, ringrazio molto l'organizzazione del congresso per avermi dato l'opportunità di partecipare, la coordinatrice della sessione di archeologia del paesaggio, professoressa Stagno, per aver selezionato la mia relazione. Questa ricerca rientra tra le tematiche oggetto di una convenzione attiva dal 2022 tra ISPRA, il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Roma 3 e l'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica e ha come obiettivo lo studio diacronico dei paesaggi storici del suburbio meridionale di Roma, individuati nel territorio di competenza dell'Ente Parco Regionale, e che segue le linee guida metodologiche dell'archeologia dei paesaggi, utili alla comprensione del rapporto uomo-ambiente che vede il paesaggio come il prodotto in continua trasformazione dell'interazione di fattori naturali ed antropici. La conoscenza dell'area oggetto di questo intervento è avvenuta grazie alle attività didattiche della cattedra di archeologia dei paesaggi a cura della professoressa Emery Farinetti, che consistono in lezioni frontali e laboratoriali di carattere multidisciplinare, in cui si affrontano diverse tematiche riferite anche al suburbio di Roma. Attraverso un approccio diacronico al paesaggio che ha contemplato sia fonti archeologiche, storico-cartografiche che dati ambientali raccolti in una piattaforma GIS predisposta, sono stati individuati segni di continuità con i contesti storici del passato, come gli assi viari delle strade consolari, Appia Antica ed Ardiatina e i corsi d'acqua principali. Oltre a questi sono stati considerati anche elementi di breve durata nel tempo, come i manufatti rurali di un determinato periodo. Questa dimensione rurale contemporanea alle porte di Roma è visibile attualmente all'interno della cornice di tutela dell'ente parco e rappresenta il punto di partenza di questa ricerca sui paesaggi antichi. Innanzitutto sono stati presi dei punti di riferimento sul territorio, come l'asse viario dell'Appia Antica, con le sue adiacenze, comprensive anche di alcune aree rurali, attestazione delle diverse forme di gestione storica del territorio sotto forma di tenute agricole, come la tenuta farnesiana, compresa tra le consolari Appia ed Ardiatina, che si estende su un pianoro denominato Zampa di Bove. Il fondo agricolo è raffigurato al suo stato preunitario nella mappa 161 del catasto gregoriano ed è compreso tra le vigne del suburbio che occupavano la fascia di territorio posta tra le mura e le prime tenute suburbane. L'osservazione del foglio catastale ha permesso di rilevare diverse forme insediative, come quella rurale del Casale delle Vignazze, attualmente Vignacce, e i resti di un insediamento precedente individuati dall'uso del suolo alla particella 598, riferiti al complesso archeologico noto come Zampa di Bove, visibile ancora oggi ai margini dell'attuale proprietà farnesiana e costituito da un castelletto del XIII secolo che riutilizza strutture romane preesistenti. Il sito archeologico di Zampa di Bove ha restituito significativi resti di età romana, come alcuni ambienti ipogei, sui quali si è impostata in età medievale una struttura fortificata, appunto il castello, edificata tra il XII e il XIII secolo. Rappresenta un esempio di insediamento rurale con torre, di cui oggi rimangono pochi resti di mattoni e blocchetti di selce, ma che secondo gli studi precedenti era alta circa 15 metri. Il castelletto, che si può definire complesso fortificato ad uso abitativo e rurale, è rappresentato già nella mappa di Roma e dei suoi dintorni di Eufrosino della Volpaia, come una torre con un edificio adiacente, identificato dal toponimo Capo di Vacca, ed era il limite sud della più ampia fortificazione medievale del Castrum Caetani, al terzo miglio della Via Appia, che comprende il mausoleo romano di Cecilia Metella. Pertanto i due siti, Capo di Bove e Capo di Vacca, facevano parte di un unico fondo, inizialmente della famiglia Cenci, mentre dal XV secolo in poi Capo di Vacca, dedicato soprattutto alla coltivazione delle vigne, fu acquistato dalla confraternita dell'ospedale del Santissimo San Salvatore ad Sancta Sanctorum. Tra il XIII ed il XV secolo si consolida la dimensione rurale del paesaggio suburbano meridionale, caratterizzato da insediamenti di modeste dimensioni ad uso agricolo, che nel caso della tenuta della Farnesiana è costituito prevalentemente da vigne.
Questa tipologia di uso del suolo rimarrà abbastanza invariata nei secoli successivi, come si desume anche dall'osservazione della carta topografica del suburbano di Roma, dove i ruderi del castelletto appaiono circondati da una serie fitta di vigne. Sono stati poi esaminati alcuni fogli del catasto primo impianto, in particolare il foglio 923, inquadra un'area rurale in cui sono visibili i ruderi del castelletto, con al centro la torre e a poca distanza un altro manufatto antico. Una serie fitta di canali artificiali rappresenta la regimentazione delle marrane. Nel tentativo di fare una sintesi, seppur parziale, dei dati presentati, il sito pluristratificato di Zampa di Bove si potrebbe definire un sistema insediativo rurale costituito da un casale con torre e pertinenze, la cui posizione in continuità con le strutture romane, determinata dalle condizioni ambientali favorevoli come la presenza di corsi d'acqua e di terreni fertili, ha permesso la definizione di un paesaggio a vocazione agricola, in continuità diacronica con il presente, che in seguito è confluito nei grandi latifondi di età moderna, ovvero le tenute agricole. La cartografia catastale novecentesca ed i dati vettoriali editati confluiti nel GIS permettono una visione comparata di più sistemi produttivi che mantengono tuttavia delle costanti: gli insediamenti pluristratificati, l'uso agricolo del suolo, la presenza del controllo delle acque e gli idronimi ad uso di confine. Tuttavia, considerando un ideale spartiacque rappresentato dalla via Appia Antica, si osserva come ci siano delle differenze tra le aree raffigurate. Quelle a destra della consolare sono ricche di corsi d'acqua, mentre quelle alla sinistra sono popolate da cave di pietra lavica vulcanica, scavate nella colata lavica di Capo di Bove, che domina il fondovalle. Nei catasti storici le cave di materiali vulcanici erano censite come forma di reddito e sono numerose le tenute che ne comprendevano almeno una nei loro confini, e pertanto possono essere recepite come sistemi produttivi riguardanti l'uso del suolo. In conclusione, considerati gli aspetti comuni individuati nei paesaggi storici presi in esame, in questo contributo si vuole proporre un modello insediativo suburbano incentrato sulla continuità dell'uso del suolo, nello specifico dall'età romana a quella medievale, fino all'età moderna, a vocazione agricola, dove il controllo delle acque da parte dell'uomo non si è limitato solo alla coltivazione, ma anche alla delimitazione dei confini fondiari, concretizzandosi nelle varianti toponomastiche dell'acqua, e dove i sistemi produttivi sono specifici e legati ai suoli vulcanici. Tali pratiche tuttavia si sono conservate grazie all'attuazione delle norme del piano paesaggistico territoriale redatto dalla Regione Lazio e del piano di gestione dell'ente parco regionale dell'Appia Antica, che includono la proprietà farnesiana e i territori limitrofi nei confini di tutela vigente. Infine vorrei dare risalto all'attività didattica sul suburbio di Roma di questo anno, che ha ospitato studiosi e tecnici di varie discipline che si occupano costantemente di pianificazione, gestione e valorizzazione del nostro contesto periferico. Grazie a tutti per l'attenzione. Allora, grazie mille, grazie per l'invito, Anna, veramente un piacere. Grazie per l'organizzazione, professoressa. Complimenti, è veramente sempre un piacere essere alla SAM in generale. Qua a Udine fa molto piacere ancora di più. Vi parlerò appunto di un progetto, o meglio, di un'attività. Non abbiamo un vero e proprio progetto incentrato su questo, però è un'attività di ricerca che stiamo facendo da diversi anni con l'Università di Bergamo nel cuore delle Alpi. Siamo nelle Alpi centrali, siamo in Valtellina, provincia di Sondrio, siamo in una zona che è praticamente sul confine con la Svizzera, confine tra la Lombardia e il Canton Grigioni. Siamo in Val Malenco, che per chi si è mai occupato di Alpi oppure si è occupato di pietrollare è una valle abbastanza evocativa, perché dalla Val Malenco proviene proprio uno dei litotipi già riconosciuti dallo studio pionieristico di Mannoni, Pfeiffer, Sernes sulla pietrollare. Viene un tipo di clorito scisto che ha una colorazione molto particolare, quindi anche abbastanza riconoscibile, che proprio per questo aveva subito attirato le sue attenzioni. La Val Malenco è una valle che si sviluppa in senso nord-sud a partire dalla città di Sondrio. Vedete la Valtellina, la valle principale. C'è un mouse? Si riesce? Ecco. No. Ok.
La Valtellina ha questa caratteristica molto peculiare di essere una grande vallata alpina con uno sviluppo però in senso est-ovest, dal Lario risalendo su fino poi a Teglio, che era diciamo la componente della vera Valtellina storica, quantomeno per come la si intendeva nel Medioevo. Oggigiorno invece tutta la provincia di Sondrio fino ad arrivare praticamente a Bormio. Da Sondrio, che è il capoluogo, che diciamo è un centro che in realtà esplode intorno a un castello, Castel Masegra, soltanto a partire dal periodo a cavallo tra Pieno e Basso Medioevo, la Val Malenco si dipana verso nord e attraverso un passo, che è il passo del Muretto, mette in contatto appunto la Valtellina con la Val Bergaglia svizzera, la parte svizzera della Val Bergaglia. In realtà si arriva direttamente proprio sul raccordo tra quella che è la Val Bergaglia e la zona dell'Engadina, la zona di St. Moritz, per capirci. Cosa sappiamo dal punto di vista documentario di questa valle? A dire il vero non sappiamo praticamente nulla perché le fonti sono davvero scarsissime. O meglio, sono scarsissime, diciamo, per attestazioni precedenti il 400. Ecco, quindi qualcosa in più compare nel momento in cui si è raccolta la testimonianza di questi luoghi all'interno degli archivi comunali. Ma se guardiamo quelle che sono le prime rappresentazioni documentarie di questi luoghi, di questi insediamenti che troviamo in Valmalenco, abbiamo quella più antica che è l'attestazione di Chiesa in Valmalenco, che è della fine del XII secolo. Abbiamo poi l'attestazione di un borgo rurale che si chiama Melirolo, che è attestato nel 1216. Tra l'altro è un documento molto interessante perché è un atto di un matrimonio tra una ragazza di Melirolo e un uomo di Bondo. Bondo è un paese nella Bregaglia svizzera, quindi è in un certo senso anche questa una testimonianza di quelli che erano gli fitti scambi che c'erano tra le due vallate. Abbiamo infine come ultima attestazione documentaria quella del castello di Malenco, il Castrum de Malenco. È molto molto tarda perché parliamo del 1373 e non abbiamo assolutamente nessuna notizia precedente. Perché compare nelle fonti questo castello? Compare perché tra gli anni 50 e gli anni 70 avvengono degli scontri molto violenti in Valtellina, dal momento in cui la dominazione dei Visconti, che si estende fino a queste vallate dopo la conquista di Como degli anni 30 del 300, viene messa in discussione da una confederazione di famiglie locali guidate da una famiglia di Sondrio, che si chiama i Capitani, che possedeva proprio il Castrum de Malenco. Questo castello viene distrutto durante questi scontri e nel 1373 si dice che, una volta firmata la pace, i capitani potevano anche procedere con la ricostruzione del castello. Oggi il sito rimane perché ancora a livello toponomastico si conserva il nome di castello, vedete qua banalmente sulla CTR, ma anche nella cartografia storica, vediamo ad esempio il catasto lombardo-veneto degli inizi dell'Ottocento, ci riporta il nome di castello, e ugualmente anche le cartografie del secondo rilievo militare austro-ungarico degli anni 20 dell'Ottocento. Qua addirittura viene definito castello vecchio. Un po' si riconosce, diciamo, la posizione del castello come una posizione particolare. Siamo su un dosso rilevato che controlla non soltanto il fondovalle, ma controlla anche il terrazzo fluviale sul quale passava l'antica viabilità che da Sondrio risaliva la valle per andare su verso i passi. Avete visto come la Val Malenco è quasi a forma di Y. Appena oltre il castello di Malenco, la valle si sdoppia, da un lato si andava verso il Muretto, dall'altro invece verso la Val Poschiavo, verso la zona del Bernina, per intenderci. Vado veloce su questa parte, diciamo, sarò abbastanza didascalico. Il sito del castello l'abbiamo riconosciuto. Vabbè, lascio andare le immagini. L'abbiamo individuato in occasione di quel progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo che ci ha portato a interfacciarci con le autorità locali, con i comuni, cercando quelli che erano un po', diciamo, quei luoghi che rimandavano alle radici storiche medievali del territorio. In Val Malenco ci è stata indicata quest'area che all'epoca era però completamente abbandonata, quindi a proposito del problema dei boschi, completamente abbandonata ed era stata completamente mangiata da una vegetazione parassitaria, ovviamente una vegetazione che non aveva alcun tipo di valore ambientale. Tuttavia, come ci siamo recati sul posto e abbiamo fatto il primo disboscamento abbastanza intenso,
ci siamo subito resi conto che le strutture agricole che erano ancora lì presenti, perché quest'area è stata coltivata fino agli anni 70 del Novecento, in realtà inglobavano delle porzioni di murature pertinenti a strutture che erano tutt'altro che agricole, erano sicuramente delle strutture da riferire, ma un sito fortificato, degli edifici fortificati. In particolare vedete una stalla che in realtà presenta un angolo, che era l'angolo di una delle torri che componevano il castello di Malenco. Molto ben riconoscibile l'origine medievale di questa muratura, perché questa finitura particolare, questo cantonale con conci bugnati, con l'angolo molto ben rifinito a scalpello in Valtellina, estremamente diffuso, in realtà non solo in Valtellina, perché anche il Castel Baradero di Como, per dire, XII, metà XII, è interamente realizzato così. In Valtellina non ci sono paramenti tutti in opera quadrata con il bugnato, si ritrovano più murature simili a questa, dove è utilizzato solo nel cantonale, e le datazioni che abbiamo fatto di altri edifici, ad esempio datazioni dendrocronologiche, ce le datano intorno alla metà del 200. Una datazione molto coerente che ci aspettavamo, sinceramente. Poi vedete che anche guardando negli altri rustici che erano conservati nel bosco si nota comunque un altissimo tasso di reimpiego di materiale che evidentemente non era stato prodotto ad hoc per quella che era la destinazione ultima che aveva caratterizzato il sito. Abbiamo iniziato una serie di attività sulle quali vado veramente molto veloce, come rilievi di vario tipo che ci permettevano di apprezzare la complessità di, di tutta la collina e soprattutto ci permettevano di iniziare ad avere una prima oggettivizzazione, diciamo, scusate una parola orribile, una prima prospettiva generale di questo contesto, e a produrre quindi delle prime soluzioni interpretative molto semplici per il momento. Semplici perché in realtà semplice era il sito. Si tratta di un piccolo insediamento fortificato nel quale abbiamo i classici elementi da castello, quindi come le torri, il mastio centrale, che in realtà l'abbiamo trovato soltanto nel 2023, una torre d'angolo, un palazzetto e una cisterna per la raccolta dell'acqua. I primi scavi sono stati veramente poco incoraggianti, perché come spesso succede, e lo sa chi si occupa di archeologia di montagna e di archeologia di insediamenti d'altura, quello che vince è sempre il processo erosivo. Di conseguenza basta veramente poco perché la stratigrafia archeologica non si conservi. E in questo caso è successo esattamente questo, perché soprattutto poi l'uso agricolo di quest'area ha portato a veramente non avere più neanche uno strato archeologico nella stragrande maggioranza del sito, quasi tutta l'area interna. Qua vedete un esempio: quando abbiamo provato ad aprire intorno alla cisterna abbiamo trovato direttamente il strato sterile tagliato dalla struttura. Ci hanno un po' aiutato invece le prospezioni geofisiche, perché ci hanno permesso di individuare il muro di cinta del castello. Qua siamo stati fortunati perché se in generale i terrazzamenti erano andati a circoscrivere l'area pianeggiante, in questo caso nel versante sud il terrazzamento ha ampliato l'area pianeggiante. Di conseguenza, tra il muro di cinta e il muro di terrazzamento moderno abbiamo finalmente trovato una bella sacca stratigrafica che ci ha permesso di indagare questo sito a partire dal suo ultimo crollo. E qua vedete come, nonostante lo scavo di un crollo sia un lavoro piuttosto tedioso, in realtà in questo caso è stato anche abbastanza piacevole, perché abbiamo trovato bassorilievi, un bassorilievo con tralci di vite, abbiamo trovato vari conci di un portale che era quello che permetteva l'accesso al castello dal lato sud, che infatti era anticipato da questa scalinata monumentale in pietra che vedete dietro di me. Tuttavia, la cosa ancora più interessante è che ci siamo subito resi conto che questa scalinata era semplicemente l'ultima fase di vita del castello, perché sotto di essa abbiamo rinvenuto invece una discarica. Inutile sottolineare tra colleghi la gioia di trovare una discarica, perché ci sono pure pubblicazioni, il bello dei butti, no? Direi che non c'è bisogno di parlare ulteriormente. Una discarica anche abbastanza imponente, parliamo di all'incirca 2,5 metri di diametro, con una profondità massima di 1,70 m, dalla quale abbiamo recuperato quasi la totalità della cultura materiale che abbiamo trovato in questi scavi. Cultura materiale molto classica, nulla di eccezionale, nulla di sorprendente. Maiolica arcaica, grafitta arcaica, pietrollare. Sarebbe stato strano al contrario, ovviamente, però comunque molto interessante, perché non è tutta pietrollare della Val Malenco, e soprattutto non è il classico litotipo della Val Malenco che conosciamo, quello verde, eccetera, eccetera.
Gli oggetti in ferro, che la fanno veramente da padrone in tutti i castelli basso-medievali valtellinesi, che vanno dagli armamenti fino a parti dell'abbigliamento, gli elementi della cavalcatura, eccetera, eccetera. Monete, dadi in osso, che in Valtellina sono incredibilmente frequenti, ormai ne abbiamo a decine fra tutti i vari scavi, ed è ancora più divertente trovarli, perché ogni volta che ne trovo uno mi ricordo che ci sono poi ci sono gli statuti del 1200 che vietano espressamente il gioco dei dadi, quindi trovarne così tanti evidentemente. E un dato molto interessante invece è quel gettone in piombo che vedete, che è un oggetto di difficile interpretazione, probabilmente una tessera mercantile che comunque ci testimonia quella che è la vocazione di strada di questo castello, ovviamente esistente proprio perché era posizionato. Sì, volo. Sì, vado. Allora, ricostruzioni, qua vedete i materiali appunto da dove provengono, il paesaggio non c'è. Il dato più interessante che abbiamo subito riscontrato quando abbiamo scavato la discarica è che su 8.690 reperti totali, 7.800 passa vengono dalla discarica, e tra i 7.800 della discarica, 7.500 sono resti archeozoologici, sono resti faunistici. Dunque, fondamentale studiare quelli. La discarica e la scala rappresentano le due fasi di vita del nostro sito, e questo l'abbiamo potuto appurare con diverse datazioni radiocarboniche, sia dei materiali all'interno della discarica, sia della matrice del terreno della chiusura della discarica. Non è esattamente coerente con il documento, non parliamo della fine del 300, probabilmente siamo più verso fine 300, inizi 400, un dato che però non credo sia in disaccordo. Volo, Anna, questo è il archeobotanica, nel caso approfondiamo durante la discussione. Abbiamo trovato anche le tracce precedenti la costruzione del castello, dove vi era una semplicissima occupazione caratterizzata da un paio di fosse molto rubefatte, di non facile interpretazione, in questo caso diciamo difficile esprimersi con certezza, fatto sta che gli unici materiali che c'erano all'interno erano delle scorie di ferro. I materiali sono coerenti, anche le datazioni radiocarboniche ci dicono che è una prima frequentazione di X secolo, grosso modo. Abbiamo un range ampio che va dalla fine del IX agli inizi dell'11. Abbiamo subito intuito come fosse necessario, per dare un senso a questo sito, per dare un senso a questo scavo e a questo castello, come fosse necessario estendere le indagini, andare a fare le classiche indagini off-site, per cercare di capire meglio non soltanto questo sito, ma il sito in relazione a tutta la vallata. Abbiamo iniziato una collaborazione con i colleghi del CNR di Milano, della Bicocca, e abbiamo iniziato a fare una serie di carotaggi nei prati alti e nelle torbiere in vari punti della Val Malenco. In particolare sono due i punti più interessanti: un Maggengo, che è il Maggengo di Santa Elisabetta, e un alpeggio, l'alpeggio in cima a Campomoro, verso il passo di Campagneda. Cosa abbiamo potuto appurare da queste indagini paraambientali? Abbiamo potuto ricostruire praticamente la pressione antropica nella valle negli ultimi 2000 anni. Ed è un dato molto interessante, perché noi vediamo come per tutto l'Alto Medioevo la presenza, o meglio diciamo la pressione antropica dell'uomo sui boschi, in generale sul territorio, è veramente molto scarsa, è quasi invisibile. Si parla praticamente di pochi incendi che probabilmente servivano ad aprire aree coltivabili. Qualcosa cambia invece proprio tra X e XI secolo, in realtà proprio nel X sembrerebbe, quando possiamo notare sia dalla riduzione drastica dell'abete bianco, che era un'essenza che veniva preferita per raggiungere temperature più alte, sia da un inquinamento sempre maggiore di carbone negli archivi naturali, come vi fosse probabilmente una produzione, un'attività, un ciclo produttivo legato all'industria siderurgica, legato al ferro. La Val Malenco ha anche delle vene di ferro piuttosto importanti che sono state sfruttate. E questo è un dato che è, diciamo, molto coerente con quella che è generalmente una ricostruzione di tutta la Valtellina. Ho finito, vado velocissimo. Questo tipo di sfruttamento della vallata in realtà sembra cambiare poi con il basso medioevo, quando a partire dal 200 vediamo che progressivamente quelli che sono prati umidi vengono bonificati, quelli che sono i boschi, ormai quasi interamente composti solo da larici, perché dopo il taglio dell'abete l'arice è una specie colonizzatrice, iniziano a essere sempre più tagliati per aprire altri pascoli.
probabilmente appunto sì per un'implementazione sempre maggiore di quello che era l'allevamento in valle. Ritornando alla nostra discarica, allora abbiamo cercato di vedere se c'era qualcosa che ci poteva parlare di questa evoluzione, di questo tipo di sfruttamento della valle. E effettivamente la maggior parte delle ossa che noi abbiamo recuperato sono ossa di bovino, e la quasi totalità delle ossa di bovino che ci hanno permesso di fare un riconoscimento soprattutto dell'età dell'animale ci ha dimostrato che erano praticamente tutti vitelli. Perché erano tutti vitelli? Perché il pascolo era finalizzato alla produzione casearia, e questo lo sappiamo molto bene anche dai documenti che ha studiato Riccardo, che ha studiato Riccardo Rao. Dunque cosa succedeva? Che veniva sottratto il vitello alla madre per far sì che continuasse la produzione del latte, che poteva essere preso e poteva essere appunto usato per la casificazione. È stato un dato molto interessante e soprattutto ci è molto piaciuto ragionare insieme tra un archeologo e uno storico, proprio perché già quando lavoravamo a questo libro, questa copertina che molto poco elegantemente vi pubblicizzo, ci siamo resi conto che la visibilità del dato archeologico... Ah, scusate, ho finito. Comunque, i dati archeologici nei daziari di Milano rappresentano, gli elementi con visibilità archeologica rappresentano il 2%. Tutto il resto è molto, molto maggiore. Ci sarebbe da parlare anche della sovrapposizione delle filiere con la pietrolare, ma mi taccio, altrimenti finisce male. Sì, esatto. Grazie, buongiorno a tutti, sarò rapidissima. Simonetta Minguzzi, mi puoi bacchettare se dovessi superare. Oh, perfetto, benissimo. Allora, il progetto, in realtà diciamo questi due casi studio che si è deciso di presentare sono un po' rappresentativi ovviamente di un progetto molto più ampio che rientra appunto nei fondi Censis PNRR del CNR sede di Potenza, che si sta portando avanti su tutto il contesto regionale. Non va avanti, sempre con questo. No. Con questo. Questo. Ah, non va. Ok. Ok, perfetto. Si è partiti ovviamente con un censimento dei siti rurali, dove per siti rurali si intende dai casali fortificati, casali con villaggi poi trasformati in castelli veri e propri, quindi una forma di gerarchizzazione che ovviamente è alla base anche di quelle che sono le analisi spaziali che si stanno effettuando, il consueto spoglio di fonti documentarie, cartografiche, archeologiche, la localizzazione dei siti che presentano chiaramente uno stato dell'arte molto differente, perché si va da siti conservati con una caratterizzazione monumentale e urbanistica abbastanza importante a siti invece del tutto scomparsi e invece andiamo poi ad intercettare soprattutto grazie alle pratiche di remote sensing, che quindi va ovviamente ad approfondire soltanto alcune aree, non è possibile farlo su tutta la regione, con un duplice diciamo, obiettivo che è quello dell'analisi dei rischi di perdita di questi beni culturali, soprattutto riferibili ovviamente a cause naturali, quindi ovviamente a quello di cui si sta parlando molto in questi ultimi anni alla base di questi fondi europei, cioè il cambiamento climatico, e quindi con l'obiettivo finale ovviamente di elaborare mappe di rischio della perdita. Questi sono tutti quanti i siti della regione che sono stati individuati ad oggi, ovviamente sono queste cartografie sempre in via di aggiornamento, più alcune aree di probabile localizzazione che non ho inserito semplicemente per non rendere troppo confusionaria appunto l'immagine. I due siti che abbiamo scelto sono siti sui quali già erano state fatte delle prime analisi di remote sensing tempo fa. Quello che abbiamo aggiornato è stato soprattutto la fase diciamo di training e quindi di lettura delle features archeologiche. Abbiamo il sito di Cisterna a nord della regione, quindi non vado nel dettaglio, lo vedete appunto sulla destra, diciamo, le fasi principali che conosciamo dalle fonti documentarie, dalle fonti storiche. Quello che ci interessa è che, sempre sul discorso della gerarchizzazione di questi siti, è che ovviamente c'è stando alla lettura delle fonti documentarie, un cambiamento di definizione per cui si passa spesso da casale a domus, a casale fortificato, a casale ancora abitato,
quello che ci interessava capire era soprattutto, diciamo, le cause di abbandono. La cosa, diciamo, interessante in questo sito è che già una prima trasformazione abbastanza evidente del paesaggio circostante l'abbiamo già nel XVIII secolo, quando con i Doria abbiamo, per incentivare soprattutto le attività le pratiche agricole, una forte riduzione dei boschi in quest'area. Nell'immagine di sinistra con la lettera A vedete quindi qual è la situazione attuale, quindi una visibilità pressoché nulla. È stata fatta appunto una indagine di acquisizione LiDAR di un'area abbastanza grande con alta risoluzione, come diceva Gianna prima, per l'elaborazione quindi tramite filtraggio del DTM che vedete accanto. Sono state utilizzate tutte le tecniche di visualizzazione conosciute in letteratura. Quello che è stato fatto però è stato anche aggiungere una combinazione particolare di derivati ai quali sono state quindi assegnate una serie di valori attraverso, diciamo, dei tentativi sostanzialmente che sono stati fatti per aumentare la visibilità delle features. Questa è un'immagine, forse può interessare molto chi si è occupato di questo tipo di argomenti, come Anna Maria Stagno, con la quale abbiamo parlato di queste tematiche in diverse occasioni. Non so se si vede bene, diciamo, a schermo, però tutto il fronte di questa collina, dove vedete tutte queste micro tracce, queste piccole semilune, sono tutte quante tracce di piazzole carbonili, quindi sostanzialmente tutte, diciamo, attività dei carbonai che vanno quindi a trasformare il territorio fino sostanzialmente agli anni 50-60, e questo è la base poi di un training successivo che stiamo facendo, in particolar modo appunto il collega Nicodemo Abate, anche su altre regioni, anche in Sardegna per esempio, quindi su altri contesti peninsulari, proprio per aumentare la visibilità di queste che sono di fatto micro tracce su territori così ampi. E quindi appunto l'individuazione e l'elaborazione delle features archeologiche. Si è riuscita quindi a definire una topografia molto più complessa di quella appena solo immaginabile dalla visione diretta del territorio, con appunto una torre, un primo ridotto fortificato, una serie di strutture, un secondo ridotto fortificato con torri di avvistamento a quote più basse, e altre strutture che vanno evidentemente, come potete vedere, altre torri che vanno a traguardare zone che non sono invece visibili pienamente dall'alto della sommità. E questa è la situazione, scusate, è la situazione invece durante le ricognizioni, quindi una scarsa visibilità, se non di crolli strutturali e di poche strutture comunque non ben, diciamo, rilevabili, proprio perché completamente coperte dalla vegetazione. Stessa situazione nel caso di Perticara, dove abbiamo una serie di conoscenze, diciamo, delle fonti documentarie del territorio circostante più che altro. Anche qui cambiamenti da castrum a casale, da casale a terra, e anche qui, diciamo, una forma di gerarchizzazione che stiamo portando avanti soprattutto per le analisi spaziali. Anche in questo caso vedete appunto l'assoluta, diciamo, impossibilità diciamo, di visualizzare quelle che sono le tracce monumentali, che invece appunto con il sistema esattamente lo stesso del caso precedente, quindi non vado nel dettaglio, consente invece già di iniziare a vedere tutta una serie di strutture non visibili. E anche in questo caso appunto l'utilizzo di una serie di derivati e di sovrapposizione di combinazione, diciamo, di questi derivati, per avere appunto una caratterizzazione topografica veramente molto complessa di questo insediamento, con la zona appunto della torre di una probabile piazza d'armi suddivisa da un fossato che la separa da tutto il resto dell'insediamento, dove ci sono una serie di complessi architettonici, tra cui anche appunto gruppi di, diciamo, cisterne e strutture funzionali ovviamente non ben identificabili dal punto di vista funzionale al momento, se non attraverso indagini archeologiche, l'individuazione anche di un fronte di frana, visibile anche in questa immagine, e di un fronte di cava. Anche in questo caso vedete appunto la ricognizione e quella che era, diciamo, lo stato dell'arte ancora oggi. Concludo dicendo questo, che, diciamo, in un ambito di una contestualizzazione questi due siti si prestavano molto bene per questo tipo di analisi. In realtà con le analisi spaziali che vedete appunto a sinistra ovviamente si aumenta esponenzialmente la possibilità di individuare
tanti altri siti, si sta lavorando su diciamo, su due fronti. Uno, a mio avviso, forse un po' troppo ambizioso, che potrà essere, diciamo, individuato solo in pochi casi, cioè riuscire a capire, a distinguere le cause di abbandono di molti di questi insediamenti. Parliamo di una regione che, come diciamo di consueto nella zona centro-meridionale dell'Italia, soprattutto in epoca normanna, ha un exploit di fondazioni di insediamenti e una forte crisi tra la fine sul fine del XIII e gli inizi del XV secolo, che porta poi a un, diciamo, decadimento anche demografico per una serie di ragioni sociopolitiche, cui poi aggravate da situazioni invece anche di, come dire, di carestie, di eventi naturali e così via. Quindi da un lato cercare di distinguere in alcuni casi dove possibile, perché ci sono fonti documentarie più abbondanti, riuscire a capire, a distinguere le eventuali cause di abbandono dovute a eventi naturali e invece quelle dovute appunto a concatenazioni, diciamo, di cause sociopolitiche. Dall'altro invece elaborare delle mappe di rischio di perdita attuale e futura dei beni, tenendo presente che appunto abbiamo uno stato dell'arte molto differente, soprattutto lì dove in alcuni casi, in molti casi, noi non abbiamo nulla di visibile, ma è tutto coperto da vegetazione e da terreno. Il remote sensing, le pratiche, le tecniche di remote sensing in questo senso ci aiutano proprio a individuare zone sulle quali poi andare effettivamente a confermare la presenza, diciamo, di insediamenti di questo tipo e incrociare i dati per cui su un 150 insediamenti che abbiamo individuato, un terzo per adesso, ma sono appunto dati che aggiorniamo, un terzo è interessato da piani alluvionali, ricade in piani alluvionali o è interessato da fronti, diciamo, di frana quiescente o attiva. Quindi diciamo che si sta lavorando sul passato e anche ovviamente sul futuro, sul passato senza avere la pretesa di creare dei modelli, anche perché chi lavora in Basilicata da molti anni, come per esempio Francesca Sogliani, con tutto il gruppo di ricerca dell'Unibas e della scuola di specializzazione, sa benissimo, conosce molto bene questo tipo di situazioni, ve lo potrà spiegare molto meglio di me. Quello che noi stiamo facendo appunto è un discorso invece soprattutto sul monitoraggio e quindi su aumentare i dati conoscitivi, diciamo, di questi insediamenti. Sì, avevo qualche domanda. Ne avevo più di una, poi però non le ho fatte alla fine e quindi ne faccio delle altre che sono venute nel frattempo. Poi magari chiederò qualche cosa anche ad altri. Ma ora, mentre sentivo parlare Angela Paolini, ho pensato anche al contributo di Francesca, se non sbaglio, la Barbuta, dove di nuovo il tema dei canali lì per gestire le aree funerarie, per evitarne l'allagamento è importante. Mi ha interessato molto quel discorso che facevi sull'acqua, il confine e come gli idronimi siano un elemento confinario. Quindi questo era una domanda per se c'è qualcuno in sala, io effettivamente non lo so, che ha presentato contributi sulla viabilità, se hanno riscontrato una connessione con vie d'acqua oppure no. Questa era una domanda, poi mi verrà in mente l'altra domanda che volevo fare invece, cioè le altre due domande. E però, come si dice, ovviamente se c'è qualcuno che vuole dire delle cose, intervenire, ben venga. Forse, Angela, puoi dirci qualcosa di più sull'acqua, sui canali individuati? Sì? No, devi venire qua. Sì. Tanto io mi faccio venire in mente le altre domande che avevo. Sì. Allora, dunque, per quanto riguarda la campagna romana, la gestione delle acque nel subburbio di Roma è sempre stato un argomento piuttosto spinoso, nel senso che appunto la canalizzazione è iniziata già in età romana, scavi relativi soprattutto ad attività di archeologia preventiva
hanno messo in luce poi delle canalette romane. Io parlo sempre della zona all'interno della zona che conosco, quindi all'interno dell'ente parco regionale. Tuttavia, appunto, il problema, diciamo, dell'affioramento dei corsi d'acqua secondari, le cosiddette marrane a Roma, è stato gestito poi con una legge di bonifica ottocentesca che ha poi garantito sia la produzione di carte catastali proprio relative alla bonifica dell'agro romano e sia diciamo, un incentivo per i proprietari delle tenute agricole ad apportare proprio tutta una serie di controlli e gestione del territorio dei fossi che poi attraversavano le tenute stesse. Il rapporto alla viabilità, posso dire che comunque le vie d'acqua hanno rappresentato da un certo momento in poi, dopo la bonifica agraria avvenuta nell'agro, sicuramente un segno, diciamo, permanente nel paesaggio che si vede dalla cartografia storica, sia dal punto di vista degli idrotoponimi, che anche collegati chiaramente a tutte quelle che sono poi le viabilità sia maggiori, quindi trattasi di consolari, che anche strade interpoderali. Ad oggi stiamo cercando di definire meglio in un'area sempre relativa all'interno del parco regionale dell'Appia Antica, che è la tenuta di Tormarancia, oggi parco pubblico, e prima pensavo, diciamo, alla difficoltà di rilevare dei siti sotto la vegetazione. Chiaramente siamo in un contesto di tutela dove la vegetazione è controllata, non parliamo di boschi, ma della città di Roma, quindi sicuramente un contesto più semplice, però di rilevare attraverso strumentazione LiDAR su drone l'andamento del fosso di Tormarancia ancora presente e posizionare poi anche quello che rimane di segni di viabilità, quindi un ponticello romano che è stato studiato e individuato negli anni '80 con i lavori di Suburbium per una ricognizione a tappeto di tutta l'area, sempre per archeologia preventiva, chiaramente. Quindi di riposizionarlo, di rilevarlo e di metterlo in linea, quindi di allinearlo con altri manufatti di questo tipo che però potrebbero essere successivi e quindi relativi anche lì alla bonifica agraria. Ecco, quindi abbiamo diciamo, tentato di fare questo rilievo da drone, chiaramente in un periodo sbagliato, perché poi siamo stati, diciamo, io e il collega, come dire, aggrediti, tra virgolette, da gabbiani che nel territorio cittadino, ahimè, abbiamo sbagliato stagione, cioè era il momento della nidificazione, quindi abbiamo provato 3 volte a far volare il drone, ma con nessun risultato. Ecco, perché sì, chiaramente stavamo invadendo il loro territorio. Riproveremo in occasione di un altro seminario che si terrà a Roma 3 e vediamo se siamo un pochino più fortunati. Questo per dire che il ponticello sul fosso di Grotta Perfetta potrebbe, secondo noi, essere allineato col passaggio sempre da fonti cartografiche dell'antica via Ardeatina, corrispondente ad una tagliata. Ora cerchiamo di mettere poi, come dire, a terra tutte queste speculazioni. So che posso... Grazie.